Come si sente in mezzo? Come non si cerca di non parlare con vicino perché ho ancora il dubbio che sia questo. E ho tolto la cancellazione per non prendere comunque il volume è molto più basso rispetto a ieri notte. Cioè non sento io malapena lei. Guarda che parla piano il microfono. Ma il microfono è diverso da quello di ieri. Sì. Credo finito. Prova a vedere se si può fare microfono e iPhone. Migliorarsi. E quindi per dire che da questo punto di vista ci sono modalità e modalità, conosciamo le modalità di porta a porta, conosciamo le modalità dei nuovi cassonetti intelligenti. Come Comune di Udine adesso stiamo aprendoci, stiamo facendo degli approfondimenti per capire anche nuove modalità di gestione. È importante e in questo senso la tecnologia non deve essere cosa di fastidioso, ma anzi invece può rappresentare un ausilio, penso dal punto di vista della sorveglianza, e questo era uno dei temi che volevo portare qui all'attenzione, perché quando parlo di attività formativa con i cittadini nel far capire l'importanza del prendersi cura dell'ambiente che ci circonda, fare una corretta raccolta differenziata, ecco, però dobbiamo anche cercare di parlare a quelli che invece tutto ciò non lo fanno, e lo fanno in maniera purtroppo troppe volte anche, passatemi il termine, brutta, nel senso loro danneggiano l'ambiente, loro danneggiano l'ambiente, quando lasciano per strada materassi, immondizie varie. Questo purtroppo è non voler bene non solo alla propria comunità ma al proprio ambiente. Allora cosa si può fare? In questo caso noi ci avvarremo delle videocamere di sorveglianza, una metodologia che utilizzerà l'intelligenza artificiale che un comune capoluogo di provincia, sempre della nostra regione, ha attivato di recente perché aveva dei grossi problemi in questi termini. Quindi da un lato educazione, formazione, noi col nostro ente gestore, con NET, abbiamo dei corsi e dei percorsi con NET Education, ma anche con tutte le associazioni del territorio, Legambiente in primis, ma anche con molte altre che, alcune anche con cadenza bisettimanale, vanno in giro per le strade per i propri quartieri, raccolgono le immondizie, raccolgono tutto quello che magari con le macchine spazzatrici o in altro modo non c'è modo di recuperare. Quindi formazione, ma anche quello sì, e partirà una campagna importante di informazione per dire che in Comune di Udine d'ora in poi chi abbandona verrà beccato con le targhe, perché bisogna anche pensare a un certo punto di arrivare a questo livello. Dicevo quindi intelligenza, quindi artificiale con queste metodologie, ma penso anche ai cassonetti intelligenti che consentirebbero in prospettiva di organizzare al meglio le raccolte differenziate, quindi riuscire anche in maniera predittiva ad immaginare i percorsi che un camion può fare nel andare a svuotare le varie
le varie campane. E in ultimo, ma non meno importante, abbiamo ancora 2 temi di cui parlerete tra poco, ma che anche a Udine adesso, dopo una lunga genesi, vedrà la luce: il tema del centro del riuso, che aprirà anche adesso qua in comune di Udine, e il tema del biodigestore, che comunque è un'altra modalità di economia circolare, attraverso cui dai miei rifiuti organici io produco biometano. E su questo anche imporremo anche il fatto che venga utilizzato quel biometano per i mezzi della raccolta differenziata. Per cui questo a 360 gradi per dire con un piccolo saluto, dirvi quello che l'amministrazione sta facendo, ma siamo assolutamente proattivi in altre proposte, in collaborazioni, perché comunque le cose da fare sono molte. Grazie ancora e a tutti quanti buon lavoro. Grazie mille Assessore. A onore di cronaca avevamo invitato anche un altro assessore regionale, da cui tuttavia non abbiamo avuto risposta, e quindi direi di ultimare i saluti con Sandro Carnielutti, Presidente di Legambiente Friuli Venezia Giulia. E allora, 2 cose, sarò molto veloce, 2 slide. La prima slide è perché ci piace l'economia circolare, e ci piace per diversi motivi. Il primo motivo è che per contrastare la crisi climatica, bisogna parlare molto di economia circolare. Nel senso che più di metà delle emissioni di gas serra avvengono lungo la filiera di estrazione materie prime, trasporto, lavorazione. Per cui c'è una saldatura estremamente importante tra economia circolare o economia della natura e lotta alla crisi climatica. E la seconda cosa che ci piace è che parlare di sviluppo sostenibile oggi è una parola, è un concetto molto etereo. Si confà a quelle che sono le pratiche di greenwashing, anche la politica spesso utilizza, ma anche le imprese ogni tanto utilizzano queste pratiche per confondere. Invece l'economia circolare è fatta di cose concrete, di chilogrammi, di volumi, di cittadini, di istituzioni, di mercato, e riguarda quello che è il metabolismo dei sistemi urbani. Le città possono essere viste anche attraverso il loro metabolismo, di quello che entra e di quello che esce. E avremo in questa lettura delle cose nuove, inedite, su cui lavorare, istituzioni, sindaci in primis. E poi, ultima cosa, ci piace perché l'economia circolare si avvicina all'economia della natura. E uno dei criteri di sostenibilità, oltre al pilastro dell'economia circolare, è che i sistemi durino nel tempo. Un sistema predatorio non dura nel tempo. La curva gaussiana lo riporta poi verso il ribasso. Per tutto questo, oltre che di pratica. E seconda slide, vado subito a quello che è il contesto regionale con alcune riflessioni. La prima, l'Ecoforum è un incontro con le pratiche virtuose, ovvero quei comuni che hanno soddisfatto 2 criteri. Il primo criterio è quello della raccolta differenziata, fissato ancora per legge nel 2012 da una parte. Il secondo criterio è quella della produzione del secco residuo per abitante anno. L'asticella è 75 kg. I comuni che soddisfano entrambi i criteri in regione sono 53. Sono allocati soprattutto in comune di Pordenone, dove in qualche modo coprono il 67% della popolazione, e in comune di Udine, e in provincia di Udine, dove coprono il 22% della popolazione. In provincia di Trieste e in provincia di Gorizia nessuno dei comuni soddisfa entrambi i criteri. Poi l'Ecoforum è un'occasione anche per riflettere sui temi dell'economia circolare tra diversi attori, produttori, gestori, ma anche istituzioni formative che si raccordano in questo processo.
creando come cultura e comportamenti, poi prassi. Legge regionale 34 del 2017 aveva 3 obiettivi al 2024, per questo li chiamiamo, perché siamo nel 2024 anche se abbiamo i dati del 2022. Un tasso di raccolta differenziata al 70%, di riciclo su 4 filiere al 70% e poi una riduzione della produzione dei rifiuti del 20% rispetto ai dati del 2015. Diciamo, quando avremo i dati del 2024 sicuramente avremo raggiunto i primi 2 obiettivi, cioè tasso di riciclo e tasso di raccolta differenziata. Invece siamo deficitari su quello che è l'obiettivo più duro da scalfire, da ridurre, da cagare, che è quello della produzione dei rifiuti. La qualità noi ci siamo fatti così una valutazione che la qualità mette assieme 3 ingredienti. Il primo ingrediente è quello dei servizi di igiene urbana che si avvicinano alle persone. Più vicini sono alle persone e meglio funzionano. 2, che soddisfano il principio di chi inquina paga. 3, che devono essere accompagnati da processi di comunicazione non generica, ma che utilizza anche la diagnostica dei problemi per far crescere il sistema e soprattutto per intercettare le persone che magari su quel sistema non ci vogliono stare. Per cui è un meccanismo di promozione e controllo, ecco, che è affidato ai gestori, che è molto importante per alimentare questo percorso. E un tema chiave, oltre alla riduzione, è quello della qualità. E noi sappiamo che la qualità si migliora con i 3 ingredienti che dicevo prima. Ma poi sentiremo l'ARPA FVG che ci porterà dei dati rispetto alle merceologiche che vengono realizzate sul rifiuto secco residuo. E vado a chiudere dicendo che bisogna fare molta attenzione a quelle che sono le nuove filiere che si stanno aprendo di consolidamento dei RAE, che sono le nostre miniere urbane, sono le miniere di prossimità. Da una parte, i rifiuti tessili dall'altra, ma anche nuove filiere che possono aprirsi. Pensiamo ai panoloni, in una regione che sta invecchiando e la popolazione si sta riducendo, cioè stanno cambiando un po' stili di consumo, per cui bisogna riorientare i percorsi. Noi siamo d'accordo con la Regione, anche se l'assessore non è qui oggi, siamo d'accordo con la Regione che bisogna chiudere il ciclo dei rifiuti urbani, qui in Regione, anche se i rifiuti che residuano dai trattamenti dal punto di vista giuridico sono rifiuti speciali. Alcuni si fermano in Regione, completano il ciclo in Regione, altri invece viaggiano nelle altre regioni del nord Italia oppure all'est. Noi dobbiamo gestire i nostri rifiuti. Siamo però convinti che l'inceneritore non sia l'unica soluzione. Stiamo guardando con molta attenzione, l'ambiente sta guardando con molta attenzione, ad esempio, la tecnologia di riciclo chimico, che scompone molecole che poi possono essere riusate in ulteriori processi produttivi, oppure produce energia. E un'ultima cosa, e su questo ci confronteremo con la Regione, anche se la Regione nel piano ha già deciso che l'ultimo miglio deve essere in qualche modo gestito, trattato tramite incenerimento. E volevo dire, e chiudo, che occorre anche un'azione di sostegno, no? Al mercato dei prodotti riciclati. Va bene la raccolta differenziata, facciamo un passo avanti, parliamo di tasso di riciclo, parliamo poi di produzione, no, con materie prime e seconde, però poi ci deve essere un mercato. E qui il ruolo delle pubbliche amministrazioni è importante, ci deve essere, no?
Ecco, acquisti verdi, criteri ambientali minimi devono essere verificati, altrimenti no, facciamo un po' di filosofia del processo. Occorrono anche delle politiche industriali di accompagnamento dell'innovazione tecnologica. Ci piace pensare, ad esempio, che in Friuli necessiterebbe un distretto dell'economia circolare, cioè un punto di aggregazione dove si mettono assieme processi diversi che innescano pratiche innovative. E no, ognuno par conso, ognuno gestisce il suo orto con i suoi raccordi, eccetera. Ultima cosa, gestione del servizio pubblico. Noi siamo convinti assertori, no, che il servizio deve rimanere in mano pubblica, però dobbiamo fare una riflessione, si sta già facendo sulle dimensioni e sulla presenza di una pluralità di soggetti in una regione piccola con 1.200.000 abitanti. Sfide che devono tener conto dei trend demografici, come dicevo prima, per cui riorientare un po' quella che è l'offerta impiantistica naturalmente nel tempo, ma anche altre sfide, e vado a chiudere, ovvero per fare innovazione occorrono economie. Il tempo perso qui in provincia di Udine per fare di 2 gestori un unico gestore solo, e non ci siamo riusciti. Ecco, per cui bisogna alzare l'asticella, però rivedere, ripensare quella che è la governance per garantire innovazione e ricadute positive sul territorio. Ecco, queste sono alcune considerazioni così volanti che ci permettiamo di mettere sul tavolo di questo Ecoforum. Sicuramente verranno riprese da diversi, non per rispondere a Legambiente e FVG, però sono temi chiave per garantire che il processo vada in una certa direzione e non si fermi, non arranchi, non produca entropia in un dialogo che non produce decisioni. Grazie Sandro. Dopo quindi questa prima fase introduttiva apriamo i lavori che saranno i seguenti: quali sono le sfide dell'economia circolare, a che punto siamo, fase coordinata da Laura Brambilla, responsabile nazionale dei comuni ricicloni. Segue la fase di scoperta e approfondimento dei processi virtuosi, in cui modererà Emilio Bianco, coordinatore nazionale degli Ecoforum regionali, fase in cui anche i gestori sono invitati a dire quelle che sono le loro esperienze virtuose. E dopodiché transiteremo per il tema della riduzione della produzione, dove modererò io, e ci avvieremo verso le conclusioni finali, dove da una parte Andrea Minutolo, responsabile scientifico nazionale, trarrà per l'appunto le conclusioni, e nella seconda fase invece, come atto simbolico, la premiazione dei comuni ricicloni, che sarà a cura di Laura Bertuzzi e Maria Teresa De Clara. Seguirà infine un buffet con esempi di riutilizzo da scarti alimentari da parte della scuola alberghiera dello IAL FVG, che ringrazio. E quindi a questo punto io passo la parola a Laura Brambilla e invito anche i relatori e relatrici a sedere sul tavolo di Grazie, uso quello che è spento? Grazie, ben ritrovati. Chiaramente è molto facile oggi per noi raccontare i processi virtuosi e raccontare anche le sfide dell'economia circolare, perché siamo con un pubblico, diciamo, tra i più bravi della classe, no? Quindi, ed è proprio in questi momenti in cui è possibile proprio pensare alla grande, trovare delle soluzioni, delle proposte che possono essere usate sia in termini con ricaduta regionale che con ricaduta anche nazionale. Questo è un po' il ruolo di Comuni Ricicloni e degli Ecoforum, cioè parlare di chi fa bene le cose, è stato detto anche dall'assessora Meloni, copiare, perché è inutile andarsi a inventare nuovi modelli, e chiaramente
questi risultati ottenuti sono frutto di sperimentazioni, non esistono comuni che non possono fare la raccolta differenziata, lo dimostriamo da 30 anni, dove andiamo a premiare dal piccolo comune al capoluogo di provincia, e quindi non ci sono scuse, bisogna solo agire. L'invito che facciamo sempre alla politica è quella di intraprendere sfide che non vivano solo del proprio mandato elettorale. Sul tema rifiuti bisogna avere un pensiero a lungo termine, anche sull'economia circolare. Quindi per far sì che questo processo, e trattandosi di un cerchio, tutti i punti devono essere consecutivi, no? Devono funzionare tutti. Per cui quali sono le sfide? Sicuramente le vedremo adesso, l'importanza di determinate azioni che noi possiamo fare. Noi abbiamo invitato tra l'altro anche a discutere il direttore del servizio di disciplina e gestione rifiuti e siti inquinati, Flavio Gabrielcic, giusto? Che non è potuto venire, ma ci ha mandato 2 righe che doveva discutere un po' del piano regionale. Io ve le leggo. Il piano regionale gestione rifiuti urbani è stato approvato con decreto numero 88 del Presidente della Regione in data 15 luglio 2022. Pertanto quest'anno sarà oggetto di monitoraggio degli obiettivi di piano, che ha cadenza biennale, al fine di verificare l'efficacia delle azioni, in divulgazione nel 2025. Attualmente l'amministrazione sta lavorando anche per armonizzare gli obiettivi di piano col programma nazionale di gestione rifiuti, emanato dal Ministero, e le strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionale. Nel dettaglio, in questo primo biennio di validità del piano urbano abbiamo lavorato ad una importante campagna di formazione e sensibilizzazione, ECO-FVG, alla predisposizione di una banca dati per registrare le informazioni inerenti ai rifiuti abbandonati, alla concessione di contributi a favore di comuni su diverse linee ispirati in larga parte all'economia circolare e in particolare alle 4R, cioè riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero. Pertanto sono stati incentivati centri di riuso, la minimizzazione dell'utilizzo delle plastiche e le ecofeste, realizzazione di centri di compostaggio di comunità e compostaggio domestico con la prosecuzione di altre linee contributive già consolidate, rimozione amianto, rimozione rifiuti abbandonati, eccetera. L'attenzione è massima anche su temi fondamentali per chiudere il ciclo della gestione dei rifiuti in Regione, come ci chiede il legislatore. Pertanto, nel proseguo si andrà a discutere su diversi tavoli con gli addetti ai lavori di CSS e auspicabilmente di raccolta del tessile, altro tema caldeggiato anche dall'Europa, che poi lo vedremo anche in questa sessione. Altri appuntamenti non meno importanti a cui la Regione è chiamata nel rispetto della disciplina dei rifiuti sono l'aggiornamento di alcune sezioni del piano rifiuti. Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, che ricordiamo essere tutti quei rifiuti. Il documento denominato Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti sono lo strumento che, ricordiamo, definisce i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o degli impianti idonei allo smaltimento. Infine, un'anticipazione: stiamo lavorando anche all'aggiornamento del programma di prevenzione, adeguandolo a quello nazionale di preparazione per il riutilizzo e riparazioni. Questo è il contributo scritto che ci ha dato per il suo intervento. Ci tengo a dire che in questa sessione noi abbiamo voluto dare voce da una parte all'importanza della qualità della raccolta, non l'avevo vista sedersi, della raccolta differenziata, su cui anche noi come Lega Ambiente, cioè le cose vanno fatte bene, è inutile farle tanto per farle, quindi la qualità è importantissima, perché è dalla qualità della raccolta che poi parte tutto il circuito virtuoso. Quindi avremo un focus proprio sulla qualità della Regione, a cui seguirà l'intervento del CONAI, perché comunque la qualità premia in termini economici, coi contributi, e andremo a conoscere il giovane consorzio del CONAI, l'ultimo nato, sulle bioplastiche, che comunque rappresentano una nuova
nuova, ci sono da tempo, ma rappresentano comunque un nuovo consorzio e una gestione particolare di questo tipo di imballaggio. E poi andremo proprio a toccare quelle che sono state dette anche da Sandro, le miniere che abbiamo in casa, le miniere di materie critiche legate alla raccolta dei RAEE. L'Europa, l'ha detto anche l'intervento scritto di prima, ci sta attenzionando sui tessili e anche qua è una sfida che dobbiamo intraprendere e a cui i comuni sono chiamati a rispondere. E poi dopo, per la fine della mia sessione, ci sarà l'esempio del piano rifiuti del Veneto che in questi 30 anni di comuni ricicloni, ormai anche qualcuno in più, ha sempre rappresentato sicuramente la regione modello per i risultati, per la sperimentazione, e quindi è un po' quello che dobbiamo tenere d'occhio anche in un'ottica di prendiamo esempio da chi già fa. Ora do la parola a Cristina Sgubin dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia, che ci racconterà della raccolta, della qualità della raccolta. Prego. Buongiorno a tutti. Eccoci qua a parlare di quella che è la raccolta differenziata e cosa succede sul nostro territorio. Noi dal 2015 ci siamo impegnati a analizzare quelli che sono i rifiuti che arrivano presso gli impianti per cercare di capire, primo, i margini della raccolta differenziata e poi quelli che sono anche gli errori che vengono commessi per cercare di ottenere dei prodotti sempre più validi e che siano magari oggetto in modo massimo di contribuzione. Quindi dal 2015 abbiamo fatto... Come si fa per vedere in fondo? Per fare lo schermo intero? Perché taglio una pezza. Controllare. Controllare. Comunque abbiamo fatto circa 700 campioni di analisi merceologiche. Non mi sentite? Mi sentite meglio? Sì. Abbiamo fatto circa 700 campioni di analisi merceologiche e abbiamo coinvolto in queste analisi circa 202 comuni. Quindi vediamo che negli anni stiamo cercando di, almeno uno per comune, di riuscire ad analizzare i rifiuti di tutti i comuni della regione. In realtà l'abbiamo già fatto, alcuni comuni non risultano campionati perché i campioni che arrivano presso gli impianti molte volte sono misti di più comuni e quindi veniva attribuito l'analisi solo al primo della lista. Cosa troviamo dentro il secco residuo? Perché abbiamo cominciato a guardare dall'inizio quello che è il secco, cercando di distinguere per modalità di raccolta, quindi in particolare fra il cassonetto e il porta a porta. Vediamo che questi dati 2023, quest'anno nel secco dei cassonetti stradali si trova ben il 44% di rifiuti tessili, con frazioni ovviamente non per niente irrilevanti di purtroppo ancora plastica, di organico e di carta. Quella che risulta anche in crescita è la frazione estranea, cioè tutti quegli oggetti che non trovano collocazione nella raccolta normale, no? Ma che il cittadino non sa dove mettere, quindi in un senso forse una disaffezione verso andare verso il centro di raccolta. Una volta c'era una grossa differenza tra quello che era la qualità della raccolta del secco cassonetto stradale a quella del porta a porta. Vediamo che in realtà nel porta a porta addirittura troviamo il 46% dei tessili e le altre frazioni sono nettamente sbilanciate verso i rifiuti tessili, ma questi rifiuti tessili in maggioranza, non si vede benissimo, sono composti da abbigliamento
intrapreso questa attività di analisi merceologiche, quello che il rifiuto tessile che era prevalente nel secco era il tessile sanitario, quindi il problema dei pannolini pannoloni, e nel 2015 appunto avevamo ipotizzato che spingendo sempre di più la raccolta differenziata nel secco avremmo trovato sempre maggiori quantità di pannolini e pannoloni. Questo non è successo e anzi questi oggetti non trovano un riscontro nella raccolta, quindi il cittadino non ha dove portarli o non riesce a collocarli. Vediamo qui l'andamento delle frazioni negli anni, quindi dal 2016 in poi, e si vede proprio che i rifiuti tessili hanno un'escalation a partire dal 2021. Dopo la pandemia del Covid, la quantità di abiti presenti nel secco è aumentata esponenzialmente, mentre vediamo che le altre frazioni seguono un andamento un po' differenziato, ma in sostanza abbastanza costante, con qualche variazione. E vediamo quindi il trend del secco, dei rifiuti tessili presenti nel secco. Sembra un po' strano questo grafico, perché sono sbagliati gli anni qua sotto. Avete cambiato il grafico, perché era al contrario, il 23 è quello che vedete più in alto, no? Più a destra, il 18 è quello più in basso, cioè c'è una netta crescita, ma quello che stupisce è che nei primi anni la differenza della quantità fra il cassonetto e porta a porta era molto rilevante, vediamo che i due istogrammi erano molto diversi. Con l'andare del tempo invece questi due si sono pareggiati, a significare che indipendentemente dal metodo di raccolta questo rifiuto è una problematica per i cittadini. A fronte di questo noi cerchiamo da un po' di anni di calcolare il famoso tasso di intercettazione, che è un precursore di quello che è la percentuale di riciclo, perché tanto siccome i flussi non si completano nella nostra regione è magari difficile capire quanto è veramente il recupero in n passaggi successivi, cerchiamo di fermarci alla nostra e vedere quanto riusciamo a intercettare. Vediamo che carta siamo intorno al 70%, il legno viaggiamo circa tra l'80 e il 90%, la plastica non va benissimo ma ha comunque un trend in crescita e quindi adesso siamo arrivati al 60%. I metalli viaggiano sempre tra il 60 e il 70, l'organico purtroppo ha solo tra il 70 e l'80, spereremo di più, il vetro ha vissuto un periodo di crisi nel 2020 con la pandemia, con il lockdown, perché si vede che molti buttavano il vetro nel secco, e invece quello che è un tasso di intercettazione, oserei dire risibile, sono gli stracci e gli indumenti, che vediamo che non arriviamo neanche al 2%. E l'ultimo istogramma là in fondo piccolo piccolo, proprio a conferma del fatto che questa frazione è veramente in difficoltà nella nostra regione. Adesso cerchiamo di vedere un po' quello che succede per le varie frazioni. Abbiamo visto che la carta comunque viaggia abbastanza bene, però nella carta è pulita, uno si immagina che nella carta ci sia solo carta, invece no, mentre negli anni, quando abbiamo iniziato questa analisi della raccolta, dati della qualità della raccolta, bene o male, lo scarto si attestava intorno al 2%. Quello che purtroppo dispiace è che con l'andare degli anni, anche se non è un'analisi che magari facciamo sempre, vediamo che c'è un netto aumento, siamo arrivati quasi al 9% di scarto. Quindi questo è un primo segnale che forse c'è una leggera distrazione o disaffezione nella puntualità di inserire gli oggetti che vanno riconosciuti nelle varie raccolte specifiche. Difatti vediamo che la differenza tra le due modalità di raccolta non è rilevante, quindi si parla di un dato complessivo, perché tra 8,5 e 9,9 c'è quasi un punto, però anche sì, non è detto che sia sempre a favore del porta a porta. La plastica, che è una frazione che viene raccolta in modo monomateriale ormai solo nella provincia di Udine e solo da un gestore, ha una qualità
altalenante, un po' a seconda un po' delle annate, e vediamo che la percentuale di scarto è ancora alta e in alcuni casi supera anche il 20%, con un andamento che non è predittibile, nel senso che si è andati anni meglio, anni peggio, non è un sintomo che ci sta migliorando o si sta peggiorando. E qui vediamo che invece dove ci sono quei comuni in cui si è fatto il porta a porta c'è una qualità migliore, mediamente ormai si è stabilizzata sull'8-9%, mentre dove si è ancora il cassonetto ci sono dei picchi anche, vediamo nel 2022, del 43,5% di scarto, che significa metà andava buttata via, insomma. L'altro rifiuto raccolto in modo congiunto, sempre di plastica e metalli, è invece raccolto in quasi tutto il resto della regione, dove vediamo lo scarto non è che è poco, comunque si attesta diciamo sotto il 10% in media. Ci sono anche dei casi in più, però vediamo che comunque riesce a contenere un po' questi sbalzi. Anche vediamo che comunque ci sono anni in cui la plastica predomina, tipo il 2018, e annate in cui nel 2023 in realtà la quantità di plastica è molto diminuita all'interno del multimateriale, a favore però dei metalli, degli imballaggi metallici che vengono raccolti insieme. La frazione organica, che teoricamente dovrebbe essere una di quelle più pulite, perché così come il vetro non dovrebbe essere oggetto di scarto, invece anche qui presenta dei dati un po' anomali, nel senso che comunque trovare il 13,5% di frazione estranea in una raccolta di materiale organico è tanto, no? Sappiamo che sì, i cittadini conferiscano nei vari bottini, lasciatemi il termine, gli oggetti un po' a caso, perché in questo caso qua è un po' così, si trovano queste frazioni di scarto un po' che dispiacciono. Vediamo qui, in controtendenza rispetto al resto, che paradossalmente il porta a porta presenta più scarti. Quindi ovviamente tutti questi dati sono anche figli di comuni che sono analizzati. Noi abbiamo deciso di adottare anche una metodologia negli ultimi anni di seguire alcuni comuni per un intero anno, così da valutare bene il dato statistico della qualità delle raccolte. E quindi ovviamente i dati sono frutto delle analisi su questi comuni riportati, ma va da sé che si nota una differenza subito. Grazie. Grazie, effettivamente tra le varie tematiche che noi volta differenziata, al di là proprio della percentuale, è la qualità, anche perché è importantissimo. Addirittura il nostro sogno sarebbe non avere più una premiazione solo sulla raccolta differenziata o sul secco residuo, ma proprio parlare di tasso di riciclo effettivo, perché questo è sintomo di un sistema che funziona veramente bene. Come ho detto prima, comunque la qualità premia anche in termini di contributi, e su questo io do la parola a Maurizio Salvo, che segue l'area rapporti con il territorio di CONAI, proprio perché il CONAI vive della qualità e ci tiene tantissimo alla qualità degli imballaggi, proprio per attivare il processo poi virtuoso. Maurizio, a te la parola. Buongiorno a tutti, ringrazio Laura e l'ambiente per questo invito all'audizione spero vi sentite bene, vorrei condividere la presentazione se ci riesco. Tanto che condividi facciamo prove che non si sente. Mi sentite? Devi avvicinare il microfono. Ok, faccio del meglio. Così mi sentite meglio? Da remoto si sente. Vai. Meglio?
vedete anche la presentazione? Sì. Vediate bene, che mi sentite bene, avvisatemi se comunque così non fosse. Prima di parlare dell'andamento della raccolta differenziata in Friuli Venezia Giulia, vorrei parlare brevemente del CONAI e dei risultati conseguiti dal sistema consortile negli ultimi tempi. Innanzitutto ci va a ricordare che il CONAI è un consorzio di diritto privato al quale attualmente partecipano circa 690.000 imprese produttrici e o utilizzatrici di imballaggi ed è un consorzio non profit previsto dalla legge per realizzare il principio della responsabilità estesa dei produttori. Diversi sono i compiti che la legge attribuisce al nostro consorzio, innanzitutto quello di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio stabiliti dalla legge, quello di operare secondo il criterio di sussidiarietà e quindi di intervenire quando non vi sia convenienza nel mercato nell'avviare il recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio, incentivare il riciclo e il recupero della seconda, acquisire i dati relativi ai rifiuti di imballaggio presso l'uscita del territorio nazionale e fornire informazioni alle autorità governative. Ancora scusatemi, dopo non ho nel mio audio, quindi allora proseguo. Quali altri compiti sono insieme al nostro consorzio? Rispetto del principio secondo cui chi inquina e quindi determinare a fare a carico delle aziende licenziate il contributo ambientale, indurre il trasferimento dei rifiuti di imballaggio in discarica, organizzare delle campagne di comunicazione, sensibilizzazione di quanto soprattutto ai consumatori finali agli utenti di imballaggio, promuovere e coordinare le attività di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di economicità, efficacia e efficienza, stipulare un accordo di programma quadro con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, più recentemente con il coinvolgimento anche dell'Unione delle Province Italiane e o delle autorità d'ambito per realizzare il principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni e poi infine promuovere la prevenzione dell'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Diversi consorzi di filiera fanno capo direttamente al nostro consorzio e più precisamente si tratta di 7 consorzi di filiera, uno per ognuno dei 7 materiali per i quali il nostro consorzio si impegna ad assicurare gli obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio. Vi possiamo anche ricordare, si tratta di Ricrea per l'acciaio, CIAL per l'alluminio, Comiego per la carta, Rilegno per il legno, Corepa per la plastica, Coreve per il vetro e infine il consorzio di filiera di recente istituzione, Biorepac, che si occupa del riciclo organico dei rifiuti di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile. Accanto ai consorzi di filiera del sistema consortile CONAI esistono poi dei sistemi autonomi, e qui giova ricordare il riciclo delle cassette per l'ortofrutto, dei pallet in plastica, Coripet che si occupa della valorizzazione delle bottiglie in PET per bevande e Aliplast che si occupa del riciclo degli imballaggi flessibili. Conseguiti negli ultimi tempi si calcola che nel 2022 a fronte di un immesso al consumo che risulta essere stato pari a circa 400 del totale dell'immesso al consumo. Se poi ai numeri del riciclo sommiamo quelli del recupero energetico, circa 1.300.000 tonnellate di produzione, il recupero complessivo cresce ancora e arriva a toccare 11,7 milioni di rifiuti di imballaggio che rappresentano oltre l'80% del totale dell'immesso al consumo. In questa slide vedete riempilgate le diverse percentuali di riciclo per i diversi materiali dei rifiuti di imballaggio e si può quindi constatare come si va da un minimo di riciclo che è pari al 48% per i rifiuti di imballaggio in plastica e bioplastica fino ad un massimo superiore all'80% per i rifiuti di imballaggi in acciaio e in carta. Questi importanti risultati sono stati grazie all'intervento del CONAI, ma anche grazie all'intervento dei sistemi autonomi e del recupero di imballaggi, non soltanto come riciclo di imballaggi. L'Italia ha già raggiunto oggi gli obiettivi al 2025 e al 2030. In questa slide il CONAI. In alto a sinistra ci sono le aziende che producono l'utilizzo di imballaggi, le quali aderiscono al
CONAI verso la CONAI del contributo ambientale. Il CONAI stipula con l'ANCI, con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, un accordo di programma quadro destinato a periodica revisione, con il quale da un lato si impegna a ritirare i rifiuti differenziati dai comuni e dall'altro si impegna a riconoscere agli stessi comuni determinati corrispettivi in base alla qualità e quantità dei rifiuti differenziati conferiti. I comuni a loro volta sono tenuti ad organizzare le attività di raccolta differenziata a livello locale coinvolgendo famiglie e cittadini. I rifiuti conferiti dai singoli comuni al sistema consorziale CONAI vengono poi successivamente destinati dai consorzi di filiera alle e di produzione di materia prima e seconda, laddove questo non sia possibile recuperare riciclare questi materiali, come estrema razza, questi stessi materiali recuperati vengono successivamente destinati alle attività di recupero energetico e quindi vengono ceduti per il ruolo di favore. I soggetti chiamati a intervenire nella gestione dei rifiuti di imballaggio, innanzitutto i cittadini chiamati ad una corretta separazione domestica dei rifiuti e la copertura dei maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti, le piattaforme che si occupano di preparare i materiali per le successive attività di riciclo e infine i riciclatori che sono chiamati a dare nuova vita ai materiali così raccolti. L'accordo quadro rappresenta quindi lo strumento fondamentale per lo sviluppo della raccolta differenziata, attività indispensabile per consentire il successivo avvio di ciclo dei materiali raccolti. L'accordo quadro è oggi ben radicato in tutto il territorio nazionale. Nel 2022 sulla base di una copertura della popolazione nazionale che risulta essere stata pari a circa il 99% con riferimento ad alcune file, una copertura di comuni di oltre 7.600, nel 2022 i comuni italiani risultano avuto come corrispettivo dal sistema consorziale CONAI ingenti, importanti, rilevanti contributi previsti dall'accordo quadro nella misura di oltre 688 milioni di euro. A questo riguardo è bene sottolineare che nel 2022 si è registrato un calo dei conferimenti, contestualmente anche dei corrispettivi riconosciuti dal sistema consortile, questo come normalmente avviene in momenti di maggior favore per il mercato e quindi a testimonianza del lavoro sussidiario svolto dal CONAI, chiamato a intervenire appunto quando non vi sia convenienza nel mercato nell'avvio di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio. In questa slide sono riepilogati i corrispettivi minimi e massimi in base all'ultimo aggiornamento del 2024 per i diversi materiali di imballaggio. L'entità dei corrispettivi che vengono poi riconosciuti dal sistema consortile CONAI ai comuni. Il protocollo non è soltanto convenzioni con i singoli consorzi di filiera, in quanto sempre nell'ambito del protocollo sono previsti diversi strumenti a supporto del territorio per sostenere e sviluppare la raccolta differenziata. E così possiamo ricordare lo strumento del bando ANCI-CONAI sulla comunicazione locale che consente di riconoscere contributi di cofinanziamento per progetti di comunicazione locale elaborati, permette di sostenere il territorio non soltanto con riferimento alla progettazione dei servizi ma anche con riguardo alle attività di start-up e anche alle campagne di comunicazione e sensibilizzazione che necessariamente devono accompagnare l'introduzione o la modifica dei modelli di raccolta, dei corsi di formazione rivolti agli ambienti che fornisce i dati sulle raccolte e anche mette a disposizione una struttura tecnica a favore appunto delle amministrazioni locali. Con riferimento allo strumento dei progetti territoriali, questo strumento è prevalentemente rivolto a sostenere, a supportare le amministrazioni locali delle regioni del sud Italia che maggiormente necessitano appunto di un supporto per sviluppare le performance della raccolta differenziata. Annualmente è previsto un budget per questo strumento di 2 milioni di euro. Invece per quanto riguarda il bando ANCI-CONAI sulla comunicazione locale è previsto un budget annuo di 1,5 milioni di euro e anche qui sono previsti dei differenti importi, anche qui maggiori importi sono previsti per
sostenere le regioni del sud Italia con un budget di 625 milioni di euro, 500 milioni di euro sono a disposizione delle regioni del centro Italia e infine 375 milioni di euro sono a disposizione delle 375 mila euro sono invece a disposizione, scusate, 375 mila euro sono a disposizione delle regioni del nord Italia. Venendo ora a trattare dell'andamento parlando precedente. Nel 2022, a fronte sulla base di una copertura della popolazione nazionale che risulta essere stata pari per alcune filiere a oltre il 99% della popolazione regionale, i comuni friulani risultano aver conferito complessivamente al sistema consortile CONAI oltre 100.000 tonnellate di rifiuti di imballaggio, ricevendo come corrispettivo dal sistema consortile quasi 15 milioni di euro. Se poi consideriamo la media dei conferimenti pro capite, vediamo che la media dei conferimenti pro capite nella regione di Friuli Venezia Giulia è pari a 91 kg abitante anno, di gran lunga superiore non soltanto alla media delle regioni del nord Italia che si attesta sugli 87 kg abitante, ma anche alla media nazionale che è pari a 82 kg abitante. Se poi consideriamo le singole province, vediamo che il comune di Pordenone ha il primato dei conferimenti e la migliore media dei conferimenti pro capite, pari a 120 kg abitante anno, seguita da Udine con 97 kg abitante e poi ancora da Gorizia con 90 kg abitante. Palanino di Coda e la provincia di Trieste con 43 kg abitante. Se poi consideriamo le singole filiere, vediamo che la provincia di Udine ha il primato dei conferimenti di imballaggi in carta, mentre la provincia di Pordenone spicca per i quantitativi e per i conferimenti medi pro capite di tutti gli altri materiali. Infine, mi piace ricordare che attraverso lo strumento dei progetti territoriali sperimentali, negli ultimi tempi il CONAI è riuscito a supportare alcuni territori della regione del Friuli Venezia Giulia, in particolare alcuni comuni del territorio della Carnia, supportandoli con riferimento alla progettazione dei servizi al fine di consentire al gestore del servizio rifiuti di uniformare quelli di raccolta in tutto il bacino servito in funzione della successiva introduzione della tariffa puntuale corrispettiva e poi più recentemente invece ricordare la collaborazione che è stata avviata tra il CONAI e il comune di Pordenone che ha consentito e ha portato all'elaborazione di una campagna di comunicazione e sensibilizzazione della cittadinanza, questo per migliorare la qualità della raccolta differenziata, tenuto conto delle ottime performance in termini quantitativi che il comune di Pordenone ha già conseguito con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e questo anche per supportare le modifiche nei modelli di raccolta introdotti recentemente dal gestore del servizio rifiuti che ha portato all'estensione della raccolta domiciliare a tutto l'ambito cittadino e anche all'introduzione a partire dal 2023 della tariffa corrispettiva. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Grazie Maurizio. Allora, Mi sa che non ti sente, se non accendi il microfono non ti sente. Ah. Sul telefono. Ok. Allora. No, sul telefono. No, mi sta parlando lui adesso. Io purtroppo non mi sento più. Grazie. Allora, come avete visto, anche noi adesso discutevamo sui dati, le regioni, cioè le province che fanno la raccolta differenziata fatta bene sono premiati 15 milioni di contributi CONAI di euro solo con degli ampi margini di miglioramento. È molto importante, guardate, anche il CONAI comunque fa dei bandi sulla comunicazione, è molto importante raccontare che la raccolta differenziata, che lo sforzo che i cittadini fanno per la qualità della raccolta differenziata è premiante.
perché io sono favorevolissima alla linea di premialità e penalità, assolutamente. Manca la fase di premialità, cioè i cittadini virtuosi, i comuni virtuosi difficilmente vengono trattati in modo diverso rispetto a chi il principio chi inquina paga non sempre viene applicato, sia in termini di pubbliche amministrazioni sia in termini di cittadini. Quindi è importante sapere. E guardate, c'è per esempio solo il dato di contributo legato all'alluminio. L'alluminio lo sappiamo riconoscere tutti, la lattina d'alluminio non la possiamo sbagliare. Se la qualità è bassa c'è un riconoscimento di 154 euro contro i 479 euro se la qualità è massima. Quindi veramente un piccolo gesto, stare attenti sulla comunicazione può far cambiare. E spesso le pubbliche amministrazioni non sono neanche a conoscenza di quanti contributi CONAI entrano, perché magari hanno dato la delega al gestore e quindi non sono a conoscenza. E sfruttate l'opportunità del bando comunicazione, perché se riuscite ad ottenere dei finanziamenti proprio per sensibilizzare, perché bisogna costantemente tenere l'attenzione. È proprio per questo che io chiamo adesso Carmine Pagnozzi, direttore generale di Biorepac, perché proprio l'attenzione per esempio di quelle che sono le bioplastiche, su cui c'è molta confusione perché vengono associate alle plastiche tradizionali e per molti è tutto uguale, bisogna assolutamente lavorare. Mi sentite? Adesso meglio. Grazie dell'invito, buongiorno a tutti, ringrazio Legambiente, ringrazio il Comune che ci ospita in questa meravigliosa sala, in questo contesto unico come tutta l'Italia riesce a dare. Noi siamo il consorzio Biorepac, che è l'ultimo nato, come ricordava il collega Salvo, all'interno del sistema CONAI, e che dal 2020, operativamente dal 2021, operiamo per la gestione dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile. Questo consorzio è il primo in Italia. Dopo 25 anni nel sistema CONAI è comparso una nuova filiera. Consorzio che è unico in Europa e unico nel mondo per delle motivazioni che risiedono in tre principali contesti: una gestione degli imballaggi fatta attraverso il sistema CONAI, quindi con un sistema consortile riciclare, raccogliere e riciclare imballaggi, un sistema di raccolta differenziata particolare che è quella del liquido, quindi della frazione organica, e un sistema di imprese che produce annualmente oltre 120.000 tonnellate di manufatti, imballaggi e non imballaggi in bioplastica compostabile. Questo è il contesto, sono i tre pilastri su cui è nato Biorepac. Biorepac ha questa particolarità di gestire quei rifiuti di imballaggio che per legge devono essere raccolti e riciclati insieme al rifiuto umido. È una particolarità perché rispetto alle frazioni secche, diciamo così, quelle che noi conosciamo come carta, plastica, vetro e metalli, alluminio e acciaio, la nostra è una caratteristica particolarissima, perché gli imballaggi in bioplastica compostabile nascono per essere riciclati insieme all'umido, perché hanno le analoghe caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità, così come prevede la legge. Questo viene garantito da un sistema di certificazioni, la norma standard a cui gli imballaggi in bioplastica devono corrispondere per essere riciclabili insieme all'umido e quindi per produrre compost, è lo standard EN 13432, oramai un codice PIN che immagino che molto spesso venga segnalato come elemento di riconoscibilità, perché il tema fondamentale è capire che la bioplastica compostabile va nell'umido mentre la plastica tradizionale no. Questo è uno degli elementi che qualifica la filiera e che qualifica il lavoro che tutti noi come cittadini, come amministrazioni e come sistema di imprese gestori e di riciclo della frazione organica riusciamo a portare come elemento nuovo in Italia e in Europa. In Italia le raccolte differenziate dell'umido e dell'organico sono state sviluppate progressivamente, ma negli ultimi 20 anni siamo arrivati ad avere, come abbiamo visto, molto ben chiaro quello che è il flusso, differenziando tra l'umido, il secco, e all'interno ho visto adesso, grazie ai colleghi dell'ARPA, la presenza ancora di organico dentro al secco residuo, che è presente sia nella raccolta a cassonetto che nella raccolta a porta. Quello che facciamo noi come Biorepac che cos'è?
di questo particolare rifiuto riconosciamo, attraverso il sistema che ha raccontato bene il collega Salvo di CONAI, tramite convenzioni, a portare risorse a chi raccoglie con qualità, quindi con frazioni estranee, diciamo così, con materiali non compostabili bassi all'interno dell'umido, un elemento come l'imballaggio in bioplastica. Questa convenzione noi oggi nella Regione Friuli-Venezia Giulia, rispetto ai dati del 2022, grazie all'attività del 2023, possiamo testimoniare che tutta la Regione Friuli-Venezia Giulia è stata convenzionata, come dire, chi vive e opera in regione è coperto dalla convenzione con BioRePac. Che significa? Che gode dei benefici dei corrispettivi che vengono riconosciuti a fronte di gestione, di raccolta e riciclo di rifiuti di imballaggio in bioplastica nell'umido, perché devono servire questi rifiuti a produrre compost. Questo è il nostro obiettivo, cioè quello di trasformare i rifiuti di imballaggio in compost. Questa particolarità consente di riconoscere nel 2023 complessivamente riconosceremo circa 250.000 euro a tutta la regione, quindi parliamo di 1.200.000 abitanti che operano per far bene questo mestiere. La raccolta dell'umido, come dicevamo, avviene per legge, quindi il cittadino sa che, se non lo sa deve essere aiutato sempre di più ad esserne consapevole, che il rifiuto di imballaggio in bioplastica va nell'umido per questa particolarità. Noi abbiamo attivato, siamo al secondo anno, anche noi, oltre al bando CONAI, abbiamo un bando specifico sulla riconoscibilità delle bioplastiche nell'umido, per comunicare, come ricordava la collega di Legambiente, come ci diceva Laura, è un lavoro costante, è come un'attività che annualmente deve essere ripetuta. Noi abbiamo finanziato il bando con 200.000 euro annui, sono risorse che sono aggiuntive rispetto a quelle che mettiamo a disposizione, oltre che come sistema CONAI, anche come BioRePac, proprio perché c'è bisogno che i cittadini vengano accompagnati. Qual è la premialità? Prima veniva ricordato che uno degli elementi che è di difficile comunicazione, perché dice chi inquina paga, quindi di fronte a una tariffazione puntuale il cittadino che fa bene il proprio compito con la collettività che lo circonda dovrebbe vedere una riduzione dei costi di gestione dei rifiuti. Questo è un obiettivo che in qualche modo è da spiegare bene, perché già uno degli obiettivi è pagare per sapere e per avere correttamente gestiti i propri rifiuti. Una delle premialità che noi come BioRePac stiamo nell'interazione con i comuni focalizzando è il fatto che se fai bene la raccolta dei rifiuti umidi con dentro le bioplastiche compostabili, quindi che non generi problemi di qualità, quindi materiali non compostabili a ridotta presenza, riesci a produrre un compost di qualità. Materiali non compostabili nell'umido sono la plastica, il vetro, i metalli o tutti quegli altri prodotti che abbiamo visto come i tessili e altre frazioni che non possono essere trasformati dall'azione enzimatica dei microrganismi nell'impianto di compostaggio in compost. In Friuli noi abbiamo notato che dalle analisi che sono state svolte per riconoscere i corrispettivi, che vi ho detto, noi dobbiamo per legge fare questo tipo di attività per poter riconoscere, cioè capire per ogni singolo convenzionato qual è il tenore di materiali non compostabili all'interno, perché c'è una fascia di qualità che dà garanzia di certi corrispettivi, e il tenore di imballaggi in bioplastica come rifiuto all'interno dell'umido. Questo abbinamento ci consente di capire che in Friuli la situazione non è totalmente ingestibile come magari succede in altre parti d'Italia, come dire, si può migliorare, si può fare bene, ma questo per poterci contemporaneamente un obiettivo che è la produzione di imballaggi certificati compostabili, magari come succede per i sacchetti frutta e verdura, con materia prima rinnovabile, quindi carbonio vegetale, che dopo che il cittadino è riuscito a inserirlo correttamente nella raccolta dell'umido viene trasformato in compost e quel carbonio vegetale ritorna al suolo. Questa è un'operazione che come premialità, dicevo prima, il cittadino potrebbe vedere attraverso l'utilizzo di quel compost nei contesti urbani. Se il cittadino la mattina vede la propria area verde, insomma di verde come tutta l'Italia e come tutti i centri di eccellenza come siamo qui in Friuli, abbiamo parchi, giardini, aiuole. Il tema è che c'è un CAM, che è un criterio ambientale minimo che si chiama Verdi Arredo Urbano, che ci dice che c'è una premialità nei contratti pubblici, negli appalti pubblici, laddove venga utilizzato il compost prodotto dai rifiuti umidi. Questo potrebbe essere un meccanismo per cui una collaborazione tra imprese, come le imprese che sono consorziate a BioRePac che producono gli imballaggi in bioplastica,
possono portare, insieme alle amministrazioni, un'applicazione normativa, cioè tu applichi bene la legge della raccolta dei rifiuti perché sai che vengono raccolti i rifiuti organici, l'umido più le bioplastiche, c'hai l'appalto verde che ti garantisce che il compost è utilizzato nella tua zona, il cittadino è tangibilmente, fisicamente portato a riconoscere come sua premialità che se fa una buona raccolta il contesto intorno a sé ambientalmente e anche paesaggisticamente viene riconosciuto. Quindi da un lato c'è questo tipo di percorso di sinergie che sono, ripeto, di carattere ambientale ma anche di carattere economico, dove le risorse vengono messe insieme attraverso il sistema imprenditoriale e Biorepark è uno di questi ultimi elementi e in Europa ci stanno studiando come l'Italia possa aver raggiunto questo tipo di organizzazione partendo da uno sforzo collettivo di far bene la raccolta differenziata, avere un'impiantistica che riesce a trasformare, quindi a riciclare perfettamente la frazione organica, che potrebbe essere un problema laddove uno non sa dove metterla e quindi il nord Europa qualche volta finisce nell'inceneritore, mentre per quanto ci riguarda la fertilità deve tornare al suolo e per fare questo siamo a disposizione e stiamo cercando insieme, e ringrazio chi è rappresentante oggi dei nostri convenzionati qui con noi, per poter avere questo tipo di attività. I nostri dati sono ovviamente dati che i convenzionati hanno a disposizione per poter traguardare questi miglioramenti e per poter dire che l'economia circolare effettivamente è un qualcosa di utile non soltanto dal punto di vista ambientale, ma dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della collaborazione tra sistemi industriali, raccolta, riciclo e produzione di imballaggi. Questo è il nostro messaggio che vi ringraziamo per essere con noi oggi. Grazie Carmine. Giusto una spoilerata, settimana prossima siamo in Calabria per l'Ecoforum Calabria, il contesto sarà diverso, però anche lì in Calabria ci sono delle realtà che funzionano e che non hanno nulla da invidiare al nord, questo giusto per dire che non esiste un'Italia a due velocità nord-sud, ma è la forza di volontà che fa la differenza. Allora, adesso io passerei la parola a Giorgio Arienti, direttore generale di Erion UI. Giorgio, mi permetto di dargli del tu perché lo conosco da anni e una cosa che mi ha sempre colpito dei suoi racconti è che ognuno di noi in casa e magari in cantina ha una miniera, ha dei preziosi di cui non è consapevole, proprio perché i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non solo rappresentano una filiera che va assolutamente tenuta nei canali legali o comunque nei canali di riciclo, ma proprio perché rappresentano una soluzione a quello che è il problema delle materie critiche. Quindi Giorgio, ti lascio la parola, grazie per essere comunque in collegamento con noi. Buongiorno, spero che mi sentiate, grazie a Laura, grazie alle Gatette per l'invito a questo Ecoforum. Provo a condividere qualche slide, vediamo se funziona. No. Ditemi se vedete questa presentazione. La vediamo. Perfetto. Allora, questo è un estratto di uno studio che Ambrosetti ha fatto per noi lo scorso anno, nel 2023, come vedete, che è focalizzato sul tema delle materie prime critiche. I RAEE sono rifiuti di apparecchiature elettriche elettroniche che contengono innanzitutto ferro, rame, alluminio e plastica, ma contengono anche questi materiali critici che sono critici per un paio di ragioni che adesso brevemente vediamo insieme. Sono critici perché sono fondamentali per molti settori industriali, lo vediamo tra un attimo. Sono così critici che la Comunità Europea ha recentemente fatto un atto, un editto che si chiama Critical Raw Materials Act, che stabilisce alcuni obiettivi. Vi invito a guardare quello un po' più il secondo da destra, che dice che il 15% del consumo annuale di ciascuna materia prima strategica deve essere soddisfatto da riciclo. Cioè l'Europa ordina a ogni Stato membro di essere capace di estrarre almeno il 15% di ciò che ha bisogno in termini di materie prime critiche. Stiamo parlando del litio,
del cobalto, del neodimio, del disprosio, del tantaglio, di tutte queste cose un po' strane, delle terre rare, quelle leggere, quelle pesanti, dovremmo ricavarlo dal riciclo. Di che cosa? Innanzitutto dei RAE, perché i RAE sono appunto questa miniera di materie prime. Siamo a che punto? A zero. Cioè oggi non riusciamo a tirare fuori assolutamente nulla, perché lo vediamo tra un attimo. Vediamo prima con cosa ci confrontiamo. Ci confrontiamo con una dipendenza totale da paesi stranieri, in particolare dalla Cina. Ci fornisce l'85% delle terre rare leggere, il 100% delle terre rare pesanti, ma peraltro anche da paesi come la Russia o il Sud Africa, derivati di via. L'Europa e l'Italia hanno il primo fattore che definisce un gruppo di materie e ci confrontiamo con il fatto che invece del nostro libro dei sogni, quindi questo critico Mattia Sachs che dice cercate di arrivare al 15% del vostro fabbisogno da riciclo, la Cina ha dal 1992 una precisa strategia, vedete le parole di Deng Xiaoping, il Medio Oriente ha il petrolio, la Cina ha le terre rare. Quindi da decenni la Cina lavora per costruire un dominio sul tema dei critical raw materials. Tant'è che oggi dipendiamo totalmente dalle importazioni per materiali da cui dipendono quasi 700 miliardi di PIL per l'Italia. Quindi noi abbiamo necessità di avere queste materie prime critiche perché il 38% del nostro PIL dipende dalla loro esistenza e in particolare, qui vedete il numero di materie prime critiche per ciascun settore industriale, se vedete tutta l'industria moderna, da quella energetica, quella aerospaziale, l'elettronica, l'automotive, le energie rinnovabili, tutta l'industria moderna dipende dalla disponibilità di materie prime critiche. In particolare, le materie prime critiche sono fondamentali per la transizione energetica. Vedete nella riga in alto qual è la crescita stimata di fabbisogno di materie prime critiche nei diversi settori industriali, il fotovoltaico, l'eolico, la mobilità elettrica. E nella seconda riga vedete l'incidenza delle materie prime critiche rispetto alle fonti tradizionali di energia. Il fotovoltaico richiede 9 volte più materie prime critiche di quanto richieda l'impianto a gas e via così. Quindi abbiamo un fondamentale, una fame atavica di materie prime critiche. E se riciclassimo i RAE, cioè se avessimo la possibilità di estrarre queste materie prime critiche dai RAE, potremmo recuperare 17.000 tonnellate di materie prime critiche, che è il 25% di ciò che importiamo oggi dalla Cina. Quindi i RAE non sono la panacea di tutti i mali, ma danno un contributo rilevante, potrebbero dare un contributo rilevante al tema delle materie prime critiche. Perché dicevo prima che siamo a zero? Perché oggi noi siamo capaci di estrarre dai RAE il ferro, il rame, la plastica e l'alluminio, non siamo capaci di estrarre le materie prime critiche perché siamo prigionieri di un circolo vizioso che direi si può esprimere in questo modo. Siccome raccogliamo troppo poco, nessuno in Italia riesce a fare impianti così sofisticati da estrarre le materie prime critiche. E quindi cosa succede? Che le schede elettroniche che tipicamente contengono questi materiali o i magneti permanenti, cioè tutti i componenti che contengono critical raw materials, vengono separati dai RAE che raccogliamo e vengono mandati in impianti all'estero, in Belgio, in Germania o nel Far East, dove sono capaci di estrarre le materie prime critiche, perché noi facciamo la fatica di fare la raccolta differenziata dei RAE e qualcun altro si prende il beneficio delle materie prime critiche. Come si può invertire questa rotta? Bisogna raccogliere di più, cioè bisogna essere capaci di raccogliere più RAE, di aumentare la raccolta differenziata dei RAE. Vi do un dato: oggi nel mondo dei piccoli RAE, cioè quelli che contengono il critical raw materials, tutta l'informatica, l'elettronica di consumo, le telecomunicazioni, in quel mondo lì il tasso di raccolta è l'11%. Raccogliamo 11 kg ogni 100 kg che entrano nelle nostre case. Entrano 100 kg e ne escono solo 11. E come si fa a migliorare la raccolta? Io indicherei 3
decine d'azioni. Una è educare, cioè bisogna spiegare ai cittadini italiani che bisogna fare la raccolta differenziata dei rifiuti elettrici e elettronici come abbiamo imparato a fare quella di altri materiali. Bisogna fare più campagne di comunicazione. Noi abbiamo fatto una campagna molto intensa che si chiama Dire Fare RAI, la continueremo anche nel 2024, ma continuiamo a chiedere campagne di pubblicità progresso su questo tema specifico perché altrimenti non si riesce a invertire la rotta. Il secondo elemento è facilitare, bisogna facilitare i comportamenti virtuosi dei cittadini, bisogna potenziare la raccolta domiciliare delle grandi apparecchiature, bisogna creare più occasioni per la raccolta delle piccole apparecchiature. Se oggi si possono raccogliere soltanto nei grandi negozi specializzati, ma quando mai ci andiamo? Ci andiamo 2 volte all'anno, 3 volte all'anno. Bisogna andare con i punti di raccolta vicino ai posti dove il cittadino vive e bisogna semplificare, bisogna facilitare, perché mai non si può fare la raccolta dei RAI nelle scuole? Perché il reato è con la normativa attuale, cioè bisogna facilitare i comportamenti virtuosi. Il terzo punto, e finisco, bisogna controllare. Purtroppo ci sono tanti soggetti che mettono le mani sui RAI per questa idea della miniera e che poi fanno un trattamento non corretto, che vanno a caccia delle materie prime più semplici, appunto, tutto il resto. Bisogna scongiurare, combattere questi flussi paralleli perché appunto altrimenti questo gap, questo ritardo non riusciremo a colmarlo e il critico robot set resterà un libro dei sogni, dovreste raggiungere il 15% del vostro fabbisogno da riciclo, quindi non ci arriveremo mai. Grazie. Grazie Giorgio, tra l'altro ci tengo molto a dire nella presentazione di Giorgio e poi dell'intervento che segue di Fabio Tognocchi che noi quest'anno abbiamo avuto il congresso nazionale di Lega Ambiente e sul discorso di economia e sul discorso di economia circolare, comunque tra gli obiettivi che ci siamo posti, al di là della raccolta, della qualità della raccolta, della riduzione dei rifiuti, noi vogliamo nei prossimi 4 anni attenzionare proprio le materie critiche e i tessili, perché sono le nuove sfide su cui non possiamo assolutamente non esserci. Ora, proprio perché ho citato i tessili, chiedo l'intervento a Fabio Tognocchi, Development Innovation per Aero e Textile, proprio perché l'Europa ci chiede di fare la raccolta dei tessili al centro della nostra raccolta, perché non possiamo più demandarla alle associazioni, alla Caritas, va gestita in modo diverso e soprattutto va tolta da quello che rappresenta l'indifferenziato. Però questa tipologia di raccolta deve prevedere tutta una serie di operazioni. Sicuramente quello che possiamo fare noi come Lega Ambiente è sensibilizzare sulla qualità del tessile, quindi contrastare un po' anche questi fenomeni di fast fashion che rappresentano questa moda usa e getta che ne impedisce poi l'effettivo riciclo. Perché guardate, anche negli attuali cassonetti della Caritas che ci sono in giro, se l'abito non è riutilizzabile è un problema. Potete andare tranquillamente in internet a vedervi i vari reportage che ci sono su queste discariche di tessili in Africa che arrivano proprio dal nostro territorio, mentre l'importanza sicuramente di un capo di qualità, prima ancora che diventi un rifiuto, magari può innestare una serie di comportamenti virtuosi come il riutilizzo, una serie di mercati di scambio, il second hand, eccetera. L'Italia, l'Europa ci chiede di muoverci da questo punto di vista, però l'Italia, infatti abbiamo intitolato questo intervento proprio Una partenza in salita. Allora do la parola a Fabio Tognocchi. Però tu mi hai chiuso il microfono, giusto? Grazie Laura, grazie a tutti e buongiorno. Ringrazio anche Arma per l'assist, spero che mi sentiate tutti bene. Provo a condividere appunto una breve presentazione e ditemi se riuscite a vederla. Dovreste riuscire tutti a vederla. Come in realtà anticipato dal mio direttore Giorgio Rinchi poc'anzi, appunto Aero Textile è l'ultimo nato di un consorzio multifiliera. Cosa vuol dire multifiliera? Che Aerion si occupa appunto in prevalenza di RAE, di apparecchiature, rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, dal mondo domestico al mondo professionale.
Si è ampliato poi con il mondo dei rifiuti di pile accumulatori. Dal 2022 abbiamo iniziato anche con il packaging, appunto il packaging legato alle apparecchiature ovviamente elettriche e elettroniche. Dall'anno scorso, grazie anche alla SUP, siamo partiti con i più grossi produttori di sigarette nel mondo della gestione, appunto sempre della responsabilità estesa del produttore, dei cigarette butts, quindi tutti i mozziconi di sigarette. E per ultimo è nato appunto il textile. Come ARPA sottolineava prima e soprattutto come tutto il mondo sta sottolineando adesso e ha messo sotto lente di ingrandimento questo settore, per l'Italia è un settore fondamentale, abbiamo un'elevatissima produzione europea rispetto alla produzione europea, ma abbiamo anche delle grosse difficoltà nella sua gestione. L'Europa è partita dicendo a tutti bene, iniziamo con la responsabilità estesa del produttore. E questo cosa vuol dire? Che alcuni stati si sono mossi prima, alcuni si sono mossi dopo, quindi c'era una grossa disomogeneità, una grossa difficoltà a parlare tutti la stessa lingua. Questo è un brevissimo grafico con cui possiamo vedere chi stava partendo, anche all'estero, anche extraeuropeo, chi era già partito, da 15 anni esiste il sistema Refashion in Francia, a luglio è nato ad esempio quello in Olanda. E quindi ognuno ha una sua regola diversa. L'Europa ha detto, aspettate un secondo, partiamo con la responsabilità estesa del produttore su cosa? Sui prodotti vostri. Scusa Fabio, vediamo la presentazione, non scorre. Non scorre, a me sta scorrendo bene, scusate. Ora sì. La vedete? Allora, fondamentalmente appunto dicevo che a febbraio 2023 è arrivata una bozza ministeriale in cui si voleva partire in Italia anticipando la normativa europea. Il 5 luglio del 2023 però l'Europa, col fatto che esisteva una grossissima disomogeneità, ha cercato di dire aspettiamo un secondo, armonizziamo il più possibile questo settore di EPR per tutti, diamoci delle regole comuni. Diamoci delle regole comuni perché se applichiamo in 27 stati membri 27 regole differenti per un'azienda che esporta o che produce in alcuni di questi paesi diventa davvero impossibile da gestire, o anche chi importa direttamente da altri paesi. Di conseguenza adesso è uscito quello che è una nuova bozza sulla revisione della Waste Framework Directive che verrà appunto discussa nei prossimi 2 anni fondamentalmente, e in teoria si prevede che dal 2026 si possa partire con quella che è effettivamente la responsabilità estesa del produttore, quindi di chi importa o chi produce sul territorio nazionale capi d'abbigliamento o anche altri prodotti simili, come ad esempio le scarpe. Proprio su questo argomento appunto l'armonizzazione cosa dice? Chi sono i produttori? I produttori sono quelli che o fabbricano il prodotto finito o lo importano. Quindi chi rende il prodotto finito disponibile sul territorio nazionale. La responsabilità estesa del produttore, l'abbiamo detto prima, è stata citata prima, no? Si basa sempre sul concetto di chi inquina paga. E quindi si dice, caro produttore, tu che immetti sul territorio nazionale un abito, un capo finito, ma in realtà può essere anche una tovaglia o un accappatoio, bene, ne sei responsabile. Come secondo punto, appunto, vedete, scusate il gioco di parole, i prodotti. Perché prodotti? Perché in Europa ogni Stato membro si sta muovendo con una regola diversa. Io accetto le scarpe, io non accetto le scarpe, io ho anche le valigie, io i materassi, io i tappeti, e quindi stava uscendo una cosa con 27, come dicevo prima, regole differenti che rendevano un po' la vita impossibile a qualsiasi azienda riuscire a esportare in un altro territorio. Infine, l'altra parte di armonizzazione e di omogeneizzazione è quella della filiera. Stanno chiedendo degli standard tecnici di trattamento ai vari operatori della filiera. Perché? Per riuscire a garantire delle performance elevate di gestione di questa tipologia di rifiuti. Questo è un brevissimo schema di quello che succede sul territorio nazionale. Perché dico brevissimo schema? Perché in realtà il grosso, come poi vedremo, viene fatto da quello che è selezione e riutilizzo. Sul territorio nazionale, appunto, partiamo con le cooperative che effettuano quella che è la raccolta nei classici bidoni gialli che vediamo.
Questa raccolta viene poi gestita, data come trattamento a dei selezionatori. I selezionatori cosa fanno? Aprono i sacchetti, verificano quello che c'è all'interno e iniziano a clusterizzare prodotto per prodotto. Dopo c'è una foto che vediamo, ma la cosa difficile è proprio quella di dire, voi immaginate, maglietta bella, maglietta un po' slisa, maglietta un po' più slisa, camicia con il colletto rovinato, comunque esistono centinaia di clusterizzazioni per ogni tipologia di prodotto. Non sembra, ma è un lavoro molto certosino e anche adibito a valutare il materiale che compone appunto il capo o di conseguenza anche quello che può essere la qualità del capo. Il prodotto non riutilizzabile invece cosa succede? Deve essere selezionato per suo materiale o diventa un pezzame industriale, quindi serve per raccogliere oli esausti o a pulire delle apparecchiature, spesso e volentieri va in quelli che sono pannelli fonoassorbenti o una quota parte viene gestita in preparazione per il riciclo. Questa preparazione per il riciclo ovviamente si riesce attualmente a fare per piccolissime quantità e si riesce a fare solo per materiali molto pregiati, quella che nel settore è chiamata la crema, il cashmere, la lana e il cotone. Quando già ci sono delle componenti più critiche, elastomeri, un mix, un blend di prodotto al loro interno, aumentano tutte a cascata le complessità. Questo cosa vuol dire? Che più aumentano le complessità, più si deve ricorrere appunto allo scarto a smaltimento, che possa essere termovalorizzazione o discarica. Abbiamo visto prima, ARPA l'ha sottolineato prima, ci sono un sacco di rifiuti nell'indifferenziato. Ecco, l'opera è quella di dire andiamo a intercettare anche quelli, quindi i sistemi di responsabilità estesa del produttore dovranno riuscire a valorizzare anche quella quota. Per darvi un numero, in Italia ora come ora intercettiamo qualcosa come 150.000 tonnellate di rifiuti. Più o meno la produzione di questi rifiuti si attesta con stime, perché non esistono numeri effettivi, tra le 800.000 e 1 milione di tonnellate. Quindi abbiamo un tasso di intercettazione, come raccolta differenziata, del 15-20%. Questa è una fotografia appunto di come queste 150.000 tonnellate vengono gestite. Il classico bidone giallo, bidone bianco che tutti conosciamo, la cooperativa che appunto va a raccogliere questi capi. E come vengono gestiti? Vengono gestiti in maniera per cui non devono essere toccati, cioè non si vuole che si inizi a fare cherry picking del capo sin dall'inizio. Quindi i capi vengono tutti gestiti in maniera omogenea, messi in sacchi che non ne possano qualificare la qualità al suo interno e vengono poi fatti gestire appunto a questi selezionatori. Questo è un selezionatore sul territorio nazionale e la sua opera è quella di andare casistica per casistica a dire benissimo, con qualità di alta qualità lo metto qua, con un po' di media qualità lo metto qua e così via, per ogni categoria di prodotto, magliette, jeans, le felpe, le giacche da sci, qualsiasi cosa, le scarpe da ginnastica, scarpe eleganti. Vengono catalogati più di 100 prodotti diversi. Da qua cosa succede? Succede, come abbiamo visto, che una buona parte viene spedita per il riutilizzo in tutto il mondo. Più il lavoro è fatto fino, più riusciamo a spedire nel mondo prodotti di qualità. La responsabilità estesa del produttore anche in questo caso dovrà lavorare su quello scoglio, su quello zoccolo duro che è il prodotto di bassa qualità, che in alcuni casi viene spedito a paesi meno abbienti, che dovremo cercare di tenere qua e di riuscire a riciclare. Il riciclo è una grossissima sfida perché per ora rispetto a tecnologie già esistenti, ad esempio nel mondo della plastica e così via, per selezionare anche i capi in base alla loro composizione, ecco, il mondo del tessile è molto acerbo ancora in questo. Abbiamo i primi sviluppi, abbiamo i primi impianti pilota, però è un settore che nel riciclo del post-consumo fino ad ora non si è attivato tanto. La responsabilità estesa del produttore serve a questo, a lavorare laddove ci sono diseconomie e quindi a riuscire a finanziare tutti questi processi che adesso fanno un po' fatica a partire perché sono al loro inizio, agli albori. Sappiamo tutti che le fasi di pilota sono quelle che costano di più. Quando il processo è industrializzato e funziona bene, otteniamo economicità e l'imprenditorialità privata è più facile che parta e riesca a risolvere uno di questi problemi. Grazie. Guarda, allora
Fabio, il tuo intervento è quello che si è sentito meglio in sala, purtroppo non siamo riusciti a vedere la presentazione, che però ti chiedo se c'è la mano. No, non preoccuparti, comunque la carichiamo, anche le altre presentazioni, perché sono molto interessanti e utili. Io ringrazio tutti i relatori in collegamento e a questo punto invito Piero De Candia, direttore di Legambiente Veneto. Voi vi libero se volete, grazie ancora della partecipazione. Allora Piero, il Veneto da sempre rappresenta un po' il nostro faro, quindi chiedo a te, visto che Legambiente ha avuto un po' un ruolo nel piano rifiuti, di raccontarci brevemente l'esperienza, perché adesso entrano i tempi friulani, giusto? Brevemente l'esperienza del piano rifiuti in Veneto. Allora, intanto finché sistemano le slide, il piano rifiuti del Veneto lo portiamo come esempio perché è un esempio di collaborazione e di condivisione degli obiettivi. Noi siamo partiti nel 2019 chiedendo che il piano rifiuti in Veneto non prevedesse nuovi impianti di incenerimento, quindi nuove autorizzazioni, non prevedesse nuove discariche e cessasse ad esaurimento delle discariche attuali. È possibile? Questa qui è stata la domanda che ci siamo posti. Ci sono anche delle slide in PDF e eventualmente nella mail se riuscite. Allora, per farlo è stato abbastanza semplice, cioè si è presa la capacità di termovalorizzazione presente in regione, che è circa 400.000 tonnellate, si è divisa per gli abitanti, che sono circa 5 milioni, fa 80 kg. Sottolineo che se voi prendete ciò che brucia oggi il termovalorizzatore di Trieste e lo dividete per gli abitanti del Friuli, fa 80 kg. Quello che brucia oggi non l'ha autorizzato, quindi forse è un obiettivo che ci potrebbe stare anche in questa regione. E come si è deciso di raggiungerlo? Allora, si è deciso di raggiungerlo mettendo in pratica tutte quelle buone pratiche che sono già esistenti. Noi ricordiamo che abbiamo dei bacini che sono delle aree omogenee di competenza che producono una RUR, quindi un residuo, quindi quello che poi va a smaltimento di 40 kg. Quindi abbiamo già delle zone che sono molto avanti, anche delle grosse città, penso a Treviso che sta sotto gli 80 kg di RUR pro capite per abitante. Ok, vai avanti, che così faccio veloce. Quindi applicando, questo è quello che vi ho detto, vai, applicando le buone pratiche che ci sono, vai pure, vai avanti, ok. Applicando le buone pratiche che ci sono, facendo la scommessa al 2030 di
portare a riciclo tutti gli ciabranti e tutto lo spazzamento. È una scommessa altissima questa, che non è facile da raggiungere, e poi introducendo una tariffa unica, cioè la regione avoca a sé, vai avanti pure, il controllo dei flussi dell'indifferenziata. Perché? Perché noi avevamo un problema molto grosso, cioè che il costo dello smaltimento di scarica era più basso del costo dell'incenerimento. Questo, uno, va contro la gerarchia dei rifiuti, e due, crea delle sparità, sparità territoriali. Quindi la regione Zecca ha fatto, dice: creo una tariffa unica di smaltimento, che non vuol dire bolletta unica, cioè è la stessa cosa per ogni tonnellata di secco, e poi decido io, regione, i flussi dove vanno. Oltre alla media del costo con del cerato a tonnellata, io su quella tariffa lì, vai pure avanti di 2, vai, ok, aggiungo anche un contributo se porto i miei rifiuti fuori bacino, un contributo per il disagio ambientale, cioè per i comuni che hanno gli impianti, e soprattutto, la terza cosa, un fondo incentivante, dove i comuni, cioè di bacini, che riciclano meglio, che raggiungono gli obiettivi di piano, spendono meno. E poi con questo fondo si finanziano altre 2 linee: il contrasto al retailing e l'implementazione di sistemi efficienti. Questo porta la regione a governare i flussi e ad imporre ai bacini a stimolarli sempre di più affinché si riduca tutto, scende le quantità che vanno nei singoli impianti di smaltimento, quindi a discarica, ad incenerimento e a termovalorizzazione. Quindi la regione così facendo avoca a sé il controllo. Questo lo fa mettendo tutti assieme, tutti i comuni assieme, e cioè tutti gli enti. È fondamentale, però vedo che siete attrezzati e colgo l'occasione per dire brava a ARPA FV1G, perché queste cose qua si fanno soltanto con la capacità di analizzare i dati, e cioè dalla relazione vostra si è vista l'alta con competenza e anche la passione che ci si mette. Quindi grazie a quelli riusciamo poi a governare i flussi. Ecco, io mi fermerei qui per non andare troppo oltre, però è uno stimolo affinché nel 2025, quando avete l'aggiornamento di piano, magari si parta dagli obiettivi e si arrivi a questo. Grazie. Grazie. Sempre per il solito principio, copiamo. Qua è legale copiare, ci sono gli studenti dell'alberghiero, non li facciamo sentire su questo, però ecco, sicuramente sarà nostro impegno, e lo è sempre stato, raccontare l'Italia che funziona, perché deve essere da esempio. Ora io ringrazio tutti i relatori di questa prima sessione. Passo la parola a Emilio Bianco che dà inizio alla seconda parte. Grazie. Grazie per tutti gli imprevisti della diretta che mi sono vinta, sono sempre felice, grazie. Grazie Laura, grazie a tutti i relatori della prima tavola. Adesso appunto, come ha anticipato Laura, come
è tornato più volte, a noi piace raccontare appunto l'Italia che funziona, anche le criticità, ma soprattutto cosa funziona, cosa è replicabile e cosa si può esportare in altri territori. Quindi veniamo un po' alla parte delle buone pratiche che troviamo anche all'interno del dossier, trovate. Ci sono dei QR code da cui potete scaricare il dossier che comunque trovate sul sito ricicloni.it. Intanto vorrei chiamare Raul Venier di Precosystem, ecco, e la professoressa Ofelia Droatto che dovrebbe essere in sala, ecco, se ci può raggiungere. Prego, prego. Dove... Sì, venga. Mentre gli altri due contributi che trovate sul programma hanno mandato dei video. Veniamo a Precosystem. Precosystem è un'azienda leader nel mercato del riciclo delle plastiche post consumo ed è una delle aziende che ha rappresentato una delle tappe dei cantieri della transizione ecologica che Legambiente ha lanciato lo scorso anno in vista del congresso nazionale. Però lascio la parola a lei, prego. Buongiorno, mi presento, sono l'amministratore delegato Raul Venier della ditta Precosystem di Gemona del Friuli. Innanzitutto vi ringrazio per avermi dato la possibilità di presentare la nostra azienda a questo evento. Da circa 15 anni la Precosystem ricerca e produce arredi e giochi in plastica riciclata post consumo da raccolta differenziata dei rifiuti. Quando si parla di plastica riciclata, tendenzialmente si fa anche l'errore spesso e volentieri, perché le plastiche riciclate si dividono in due grandi categorie. Abbiamo le plastiche riciclate pre-consumo o plastiche industriali e le plastiche post-consumo. Le plastiche pre-consumo non è nient'altro che gli scarti di lavorazione delle aziende, i vecchi materie prime secondarie. Il grande problema è le plastiche riciclate post-consumo, quelle che sono state realizzate, che sono state utilizzate, che sono state riciclate, anzi recuperate, e poi devono essere riciclate. Questa è la filiera. Per cui tante volte si parla di plastica riciclata e si fa una grande confusione, perché il problema è dato anche a livello europeo delle plastiche post-consumo, in particolare post-consumo da raccolta differenziata dei rifiuti solidi. Dal 2018 la Precosystem fa parte di un gruppo, del gruppo AN, che è un'azienda molto più grande a livello europeo, ha circa 500 dipendenti, dando vita a oltre 2000 prodotti che poi possono essere inseriti o introdotti nel settore dell'arredo urbano, nel settore stradale, nel settore agricolo zootecnico ed anche nel settore industriale. Quest'ultimo settore, dal mio punto di vista, da 20 anni che opero nel settore del riuso delle plastiche riciclate, posso dire che sarà il settore più importante, perché il settore industriale potrà riuscire a sostituire i prodotti di uso comune, ad esempio ferro, acciaio e legno, con la plastica riciclata. Per far capire un po' tutto il meccanismo ho fatto un piccolo filmato che dura 2-3 minuti per renderci un po' l'idea.
Quello che vedete qua è un progetto che abbiamo fatto a Roma per ciò che riguarda con la Fondazione Michelangelo Pistonetto, e si chiamava il progetto Le 100 panchine per Roma. E sicuramente da 18 anni che opero in questo settore è stato una delle più belle soddisfazioni che abbia mai avuto io in tutta la mia vita, perché riuscire a portare a Roma tutte queste panchine che poi sono state donate a tutte le tutti i musei, parte dei musei, anzi per tutte le biblioteche di Roma, è una cosa molto importante, in modo da unire l'arte alla vita attuale, che purtroppo, non purtroppo, però è anche la plastica riciclata. Cioè, io dico sempre, perché dobbiamo riciclare? Signori, siamo 8 miliardi di persone sulla Terra. Il 3 agosto la Terra ha prodotto ciò che ha prodotto fino al 3 agosto, noi l'abbiamo utilizzato, però poi abbiamo anche tutti gli altri 4 mesi, per cui siamo andati a debito con ciò che la Terra può darci, con 8 miliardi di persone. Arriveremo tra 25 anni a circa 10,7 miliardi di persone che dovranno muoversi, vestirsi e mangiare. Per cui il riciclare dovrà essere fondamentale. Ed è dal mio punto di vista fondamentale fare una grandissima sensibilizzazione ambientale nelle scuole, tutti i livelli, tutti i gradi. Perché? Perché dobbiamo creare dei giovani che siano giovani che con le loro scelte consapevoli possono creare o realizzare un mondo migliore. Però bisogna investire tantissimo per ciò che riguarda le scuole. Poi devo lanciare anche 2 frecce per ciò che riguarda un po' la politica, un po' tutto questo sistema di operare, perché dal mio punto di vista è inammissibile concedere e dare la possibilità di inserire nelle vernici, nei cosmetici, nei medicinali, le microplastiche, solo per questioni economiche. Oppure è inammissibile che l'Europa dia la possibilità di importare dei prodotti in plastica, riciclati in plastica, che poi non sono trattati UV e durano un anno anziché 10 anni o 20 anni, solo per questioni economiche. Per cui non è solo il riciclo, non è solo la sensibilizzazione, è un po' tutto ciò che noi dobbiamo fare per cercare di migliorare il mondo in cui viviamo. E io ho voluto farvi vedere questo filmato per far capire che noi siamo un'azienda piccola, abbiamo fatto poco, però 15 anni fa posso testimoniare che noi andavamo nei comuni del Friuli e ci dicevano diversi comuni: la ricevo solo perché devo. Però il mondo sta cambiando velocemente e sicuramente cambierà ancora molto più velocemente. Voglio terminare con una frase che mi è sempre rimasta un po' in testa, che la terra non appartiene all'uomo, è l'uomo che appartiene alla terra, ed è il proverbio dei nativi americani. Grazie. Grazie a Raoul Venier. Stavo per dire Venier, ma molto interessante, appunto, è toccato diversi temi. Avevo una domanda alle istituzioni, dal vostro punto di vista, cioè, cosa dovrebbero fare le istituzioni in una battuta? In una battuta semplice. Allora, in una battuta semplice, le istituzioni dovrebbero dare possibilità ai comuni di coinvolgere maggiormente. Faccio un esempio semplice. Nel 2022 era stata presentata a Roma una proposta per finanziare i prodotti riciclati in generale. Era stata approvata nel 2022, 2021 era già stata fatta, 2022 è stata fatta. Sono stati messi a disposizione 5 milioni di euro, per una cifra, sento un bilancio statale irrisorio, però sono passati 120 giorni e questo non è stato approvato.
non è entrato a regime, è stato approvato come decreto, però poi non è stato attuato entro i termini di legge. Allora voglio dire, si parla molto, bisogna coinvolgere i comuni, bisogna premiare chi è bravo nel riciclare, bisogna cercare di, se fosse possibile, ridurre anche l'IVA su questi prodotti, perché per i comuni è un costo. Questo è quello che si potrebbe fare. Non so se poi la Comunità Europea consente o non può o non consente, però queste sono le cose che si potrebbero fare, perché sì, è importante, come dico io sempre, la macchina elettrica, i pannelli fotovoltaici, ma non è solo quello l'ecologia è tutta una serie anche di prodotti riciclati, perché ripeto, siamo a 8 miliardi e nel 2050 saremo 10,7 miliardi di persone. Grazie, sì, è molto importante riciclare, è molto importante anche ridurre la produzione dei rifiuti perché ne produciamo veramente troppi, siamo nell'ordine dei 500 kg a testa all'anno per quanto riguarda i rifiuti urbani, quindi appunto quelli della nostra quotidianità, ed è veramente una quantità enorme. Se parliamo solo di plastica a livello mondiale se ne produce, viaggiamo sui 400 milioni di tonnellate, ed è in continua crescita, quindi vediamo come dovremmo fare qualcosa. Un punto che ha toccato Raul Venier è la parte della sensibilizzazione nelle scuole, che è uno delle attività centrali anche della nostra associazione. Uno dei pilastri della nostra associazione è appunto l'attività di sensibilizzazione, di divulgazione, e anche molto incentrata sulle scuole. Abbiamo qui con noi infatti Ofelia Droatto, la professoressa Ofelia Droatto del liceo Scienze Applicate Malignani, che hanno appunto lanciato un progetto da Cosa Nasce Cosa, se ce lo vuole raccontare. Sì, io introduco e poi avrei piacere di avere qualche giovane che così è più rappresentativo di noi docenti un po' così datati, dai. Allora mi presento, io sono Ofelia Croatto, appunto sono una docente dell'Isis Malignani di Udine, insegno una materia artistica per cui mi aggancio immediatamente all'intervento che ha fatto l'amministratore delegato, il signor Venier, in quanto dal 2016 il nostro istituto ha iniziato a sviluppare una serie di attività sull'economia circolare, partendo da un'idea che è quella di riciclare non soltanto il prodotto che butti via, ma anche l'architettura, tra virgolette, che puoi buttare via, nel senso che i Malignani, voi sapete, essere un edificio storico che ha avuto così un percorso concorsuale molto complesso, che però tutt'oggi è un esempio molto virtuoso di un'architettura insomma degli anni, come riferimento degli anni 20 del Novecento. Ecco, all'interno dell'istituto noi abbiamo degli spazi meravigliosi che però ovviamente, avendo superato 50 anni, necessitano di interventi anche piuttosto massicci sotto il profilo non solo estetico ma soprattutto strutturale. E quindi siamo partiti, se volete possiamo anche partire con una presentazione. Nel frattempo chiamo qui vicino a me Giacomo, Riccardo e anche Davide, che così integreranno il progetto di quest'anno. E si tratta per l'appunto della nascita di un'aula che è l'aula Smart Lab, per cui se volete possiamo far partire le immagini, però tutto nasce da questo motto: da cosa nasce cosa, chiaramente uno spunto preso da un grande designer che è Bruno Monari, il quale diceva che qualunque cosa noi andiamo a produrre, anche da un punto di vista delle idee, del concetto, evolve, si sviluppa in altro, quindi una cosa sviluppa altre cose. Ecco, quest'aula che voi state vedendo si chiama appunto, vado molto veloce, Smart Lab, però questa è diciamo la mission da cui è partito tutto quanto nel 2016, e si tratta di un ambiente molto obsoleto,
dove assieme a un gruppo di una trentina di ragazzi, un percorso di alternanza scuola-lavoro, abbiamo restaurato integralmente l'ambiente, partendo proprio dalle finiture murarie fino agli arredi modulari, eccetera, per dare una qualità all'ambiente, ma soprattutto rimodernizzare quello che è una visione futura dell'apprendimento e della conoscenza. E quindi, diciamo, un'economia circolare applicata all'architettura. Abbiamo avuto finanziamenti quasi zero, quindi abbiamo operato con un progetto di crowdfunding, quindi autofinanziato quasi completamente, e abbiamo avuto delle aziende che ci hanno formato sulla lavorazione proprio degli intonaci, e anche abbiamo avuto in regalo proprio dei prodotti, per cui è stato un esempio virtuoso di lavoro a 360 gradi. Ora in questo ambiente da qui è partita la mission di tutti i progetti a seguire, per cui in particolare questo al quale sono molto affezionata, che si chiama Inutile, cioè verso la trasformazione di oggetti e insomma e pensieri. Molto più alta, parliamo di una differenziata dell'80%, per arrivare ad una raccolta di secco residuo. Vedo il sindaco di Moimacco che mi sembra sia stato anche presentato, è stato premiato giù a Roma per avere una raccolta di secco residuo pari a 32 kg ad abitante, quindi veramente un risultato ottimale. Il nostro sistema di raccolta porta a porta, il sistema tariffario sicuramente non sarà quello migliore al mondo, ma dai conti fatti è un buon compromesso fra efficacia ed efficienza. Come vi dicevo prima, sicuramente si può migliorare. Certo è che il nostro sistema è un sistema che punta al controllo dal primo momento in cui viene conferito il rifiuto, perché è solo in quel momento che noi in qualche modo riusciamo a valorizzare ciò che è il rifiuto e farla diventare risorsa. Laddove non riusciamo, ovviamente siamo costretti ad andare in inceneritore, e mi sento di dire che purtroppo in questo momento in Friuli Venezia Giulia un unico inceneritore poi in mano a un privato è un costo non indifferente per noi, e dal punto di vista di ciclo, io lo chiamo ciclo di lavoro, ma in realtà il ciclo dalla nascita fino alla sua morte del rifiuto è il costo maggiore. Quali soluzioni? Ce ne sono tante. Mi sembra che la Regione Veneto, che ci ha anticipato, ha fatto qualche cosa. A Bolzano c'è l'impianto di cogenerazione, ci potrebbe essere un sistema che è quello di calmierare i costi. Io punterei anche l'attenzione su un discorso di premialità, tutte cose che comunque sono state dette, ma non solo di premialità, io dico anche di penalizzazione, perché oggi noi come società, perché nonostante siamo una società in house e quindi i nostri soci sono le pubbliche amministrazioni, soffriamo il fatto che i nostri utenti anche qualche volta non pagano, non pagano, e quindi la premialità sì, ma ci vorrebbe anche uno strumento che ci permetta in qualche modo di essere speciale, appunto, dove avete formato tutti gli operatori che hanno imparato lo sloveno, perché c'è comunque una bella storia da raccontare. Sì, direi che la territorialità è la cosa più importante, e noi quello che siamo riusciti a fare comunque a modellare la nostra organizzazione in base al territorio in cui insistiamo. Grazie mille. Grazie a voi. Dovremmo avere anche, non so se è in sala, Cinzia Del Frate di Sontina Ambiente, se vuole dire due parole telegrafica. Prego, prego. Anche se vuole stare in piedi, non c'è. Buongiorno, sono rappresentante di Sontina Ambiente. Noi gestiamo 28 comuni, provincia di Gorizia e 3 comuni della provincia di Trieste. Lavoriamo anche noi assiduamente per migliorare sempre la raccolta differenziata e le buone pratiche, però devo dire che in effetti facciamo fatica, notiamo a volte dei rilassamenti nelle risposte dei cittadini, quindi anche la parte della comunicazione risulta fondamentale per continuare a sensibilizzare
focalizzarli su tutte, queste tematiche, perché si tende a dare più spazio all'abitudine e alle cose alle prassi che insomma vengono comode un po' a casa. Noi abbiamo avuto i risultati migliori forse anche noi come IT 2000, dove abbiamo applicato una tariffa puntuale, quindi si paga la bolletta in proporzione al numero di svuotamenti del rifiuto secco indifferenziato, e questa è stata in effetti un po' una svolta in diverse comunità per dare un risultato più efficace. Negli altri comuni dove questo non è stato applicato, diciamo che si tende un po' a vivacchiare sugli stessi numeri. Quindi penso che la tendenza sarà questa, abbinando un sistema di porta a porta praticamente diffuso su tutto il territorio, su tutti i territori. Forse se ci fosse anche un grado appunto di sensibilità elevato, si può anche pensare a sistemi misti di raccolta, quindi anche con dei contenitori stradali in certe situazioni, o comunque soprattutto con i contenitori intelligenti. Abbiamo già fatto delle sperimentazioni, soprattutto in un comune, che devo dire sono risultate veramente promettenti, per cercare di rendere sempre un servizio efficiente e anche calmierando insomma i prezzi e i costi. Grazie Cinzia Del Frate. Ha concentrato l'attenzione appunto sulla comunicazione, che è fondamentale, non dimentichiamola. Abbiamo con noi David Rumiel di Ambiente Servizi, se vuole dire due parole. Sì, buongiorno a tutti. Non era previsto, ma visto che sono in aula approfitto. Il comune di Casarsala della Delizia, che è uno dei comuni che noi serviamo. Non c'è molto da aggiungere rispetto a quello che hanno detto i miei colleghi, tranne il fatto che volevo fare due considerazioni rispetto a quello che ho sentito prima e diciamo quello che ho sentito soprattutto dalla scuola Malignani, quell'intervento che è stato fatto, che è una cosa molto utile. Si tratta di economia circolare, ma vedevo che hanno coniugato due aspetti, sia l'aspetto dell'economia circolare con dei concreti esempi di economia circolare, ma anche sperimentato il lavoro in team con tutta una serie di esperienze e di elementi che hanno appreso. Richiamo solo il fatto che anche noi facciamo il porta a porta da diversi anni, abbiamo una percentuale di raccolta differenziata ormai stabile all'82% da molti anni, ma quello che oggi è effettivamente un elemento di valutazione non è più tanto la differenziata, ma il tasso di riciclo che c'è sul materiale. Quindi quello che va enfatizzato in effetti è la capacità di raccogliere bene il materiale, di lavorarlo meglio per poter avere un tasso di riciclo elevato. Noi ad esempio in termini di efficienza da questo punto di vista abbiamo un tasso di recupero molto elevato, così come anche AT 2000 e gli altri gestori del Friuli, che si distinguono a livello nazionale per essere molto virtuosi. Un esempio di economia circolare ce l'abbiamo noi anche, abbiamo fatto un progetto particolarmente interessante sul vetro colorato e non colorato, fatto nel 2020, l'abbiamo diffuso in tutto il bacino asservito, e ha portato dei risultati in termini proprio di miglioramento della qualità del materiale e miglioramento del riciclo, con benefici sia in termini di contributi ricevuti che anche in termini di miglioramento del processo produttivo per le vetrerie che poi devono lavorare il materiale. Quindi grazie e complimenti dell'iniziativa e buon proseguimento. Grazie, sì, devo dire che quello del vetro sarebbe molto importante se riuscissimo a separarli sempre per colore, però ci arriveremo. Grazie anche a David Rumiel, mi auguro magari appunto tutti i gestori che abbiamo poi saranno anche nostri partner dell'Ecoforum in futuro. Chiudo e lascio la parola a Michele Grego, direttore di Legambiente Friuli Venezia Giulia. Prego Michele. Bene, quindi direi di avviarci verso la fase finale,
perché a proposito di sinergie parleremo per l'appunto di centri di riuso che hanno molteplici valenze ambientali, sociali ed economiche, e quindi in questa fase ascolteremo quelle che sono le esperienze dei centri di riuso in regione, quelle che possono essere anche delle proposte rivolte in ottica all'aggiornamento della normativa regionale sui centri di riuso. E quindi direi di iniziare subito e chiamo Diana Miani, assessore all'ambiente del Comune di Pradamano. Buongiorno a tutti. L'amministrazione comunale di Pradamano nel 2022 ha inaugurato un centro di riuso. Il centro di riuso chiaramente è una struttura nel quale vengono conferiti i rifiuti che non sono arrivati a fine vita e che vengono portati all'interno dai nostri cittadini, associazioni e enti del territorio. Il prelievo, diversamente di questi beni, è consentito a tutta la cittadinanza. Come è stato detto già prima, il centro di riuso ha una valenza non solo nel recupero dei rifiuti non arrivati a fine vita, ma assume un'importanza sia a livello ambientale che a livello di solidarietà sociale. Perché? Perché consente a delle fasce meno agiate di accedere a dei beni gratuitamente e perché ci consente, attraverso la riduzione dei rifiuti, anche di fare un'attività importante per quanto riguarda le azioni di mitigazione del cambiamento climatico. Il nostro centro di riuso ha accolto anche una serie di amministrazioni con termini attraverso il convenzionamento, pertanto in questo momento il centro di riuso è aperto anche ai comuni di Butrio, Remanzacco e Premariacco. L'attività va a guardare al recupero di beni che rivestono varie categorie, pertanto vengono recuperati mobili, casalinghi, attrezzature sportive, giocattoli, prodotti per l'infanzia che sono ancora in buone condizioni di utilizzo. La tipologia di rifiuti che in questo momento, anche concertato col nostro gestore che è IT 2000, che è in sala, che ringrazio, in quanto loro sono nostri partner tecnici in tutte le attività che svolgiamo per la riduzione dei rifiuti e nella gestione dei rifiuti, sono la categoria merceologica dei rifiuti elettrici. E pertanto piccoli elettrodomestici, frigoriferi, computer, questa tipologia di rifiuti non l'accettiamo in questo momento perché si apre la grande criticità del marchio. Chiaramente questi sono prodotti a marchio CE, prodotti che quando vengono immessi sul mercato vengono immessi anche con una garanzia e che necessiterebbero dal nostro punto di vista di un'attività regionale, della costruzione di una centrale unica che possa gestire questi beni e ricertificarli prima della rimissione sul mercato attraverso il centro di riuso. Pertanto, come abbiamo visto, il centro non è semplicemente un mercatino di scambio supportato dall'amministrazione comunale, ma riveste degli aspetti molto più ampi a livello ambientale. E faccio un passaggio veloce su alcuni principi che sono già stati introdotti, in particolare quanto ha detto prima il Presidente di Lega Ambiente FVG per quanto riguarda l'economia circolare e le politiche di economie circolari che vengono fatte all'interno dell'ente locale. Il centro di riuso è un'azione che ha un risultato puntuale, ma questo chiaramente bisogna affiancare tutta una serie di attività molto più ampie. Pertanto la nostra amministrazione sta lavorando, è partita col condizionare quelli che sono gli acquisti verdi e i criteri ambientali minimi all'interno sia delle procedure di acquisto ma anche all'interno degli appalti pubblici, ad azioni che guardano la costruzione del centro di riuso, l'utilizzo di una compostiera di comunità, riduzione delle plastiche nelle scuole e tante attività di informazione, perché come è stato detto anche da chi mi ha preceduto, l'attività di sensibilizzazione nelle scuole risulta strategica per costruire dei cittadini consapevoli e quindi indirizzare la nostra popolazione anche agli acquisti sostenibili, perché è vero che dobbiamo recuperare e riciclare, ma dobbiamo anche portare un cambiamento in quelle che sono le
abitudini culturali e di acquisto della popolazione. E per questo noi abbiamo guardato anche a tutta una serie di azioni dentro le opere pubbliche, nelle attività di rigenerazione urbana che guardano a parchi ad alta valenza paesaggistica, boschi urbani, attività di recupero delle acque meteoriche, e per fare tutto questo ci vuole una squadra di lavoro, ci vuole un indirizzo politico di una giunta che lavora in tutte le direzioni sulle politiche ambientali, e devo quindi ringraziare anche tutti i colleghi che all'interno dei loro assessorati recepiscono tutte quelle che sono le accortezze a livello ambientale. Grazie mille, molto esaustivo, e riprenderei proprio dal concetto di motore sociale del centro di riuso per appunto chiedere a Salvatore Amaduzzi, delegato per la sostenibilità dell'Università di Udine e coordinatore del portale del riuso, come anche l'università sia attivata con il suo ruolo appunto di intreccio tra sensibilizzazione e conoscenza, ma anche in un ambito più prettamente sociale, di raccontarci come è nato il portale del riuso e qual è la sua valenza, come viene valorizzato. Bene, quindi sono delegato alla sostenibilità, abbiamo creato da qualche anno una struttura che si chiama Uniud Sostenibile, che fa diversi progetti, mobilità, energia, cibo, rifiuti, e siamo partiti con il portale del riuso. È un'idea di ormai del 2015, l'ho smarrito io così, è un'idea ormai del 2015 dove quando casualmente sono passato in uno dei capannoni che c'erano in via Sondrio, delle dimensioni di questa struttura, ed era pieno di armadi, mobili, sedie, computer, proiettori di lucidi. Ho chiesto alla persona che mi accompagnava: ma scusa, sta roba qua? E piano piano finisce in discarica. Ho detto: ma scusa, con gli armadi? E allora ci siamo fatti due domande e siamo andati a proporre al rettore e al direttore generale. Abbiamo detto: ma scusa, perché non cerchiamo di riciclare sta roba, di rimetterla sul mercato? Tanta di questa roba può essere riutilizzata. E quindi abbiamo sviluppato questa idea di fare un portale. Abbiamo sviluppato un portale, abbiamo creato un magazzino fisico per il nostro materiale, e che quindi piano piano, man mano che i vari dipartimenti o i vari uffici dismettono del materiale che non può essere più utilizzato, diciamo, per gli scopi dell'università, lo distribuiamo gratuitamente. Come abbiamo fatto? Siamo andati in regione, abbiamo preso gli elenchi di tutte le scuole della regione e di tutte le società non profit, abbiamo mandato una comunicazione a tutti quanti, siamo usciti sulla stampa, e attualmente con la piattaforma software che abbiamo sviluppato ci si può, se scuola o onlus, ci si può iscrivere come diciamo utente del portale, e da utente del portale si può diciamo visualizzare l'elenco di tutti i materiali disponibili, prenotarli, e una volta, normalmente ogni 3 mesi, viene fatta la distribuzione, cioè fissiamo un paio di appuntamenti durante la settimana dove chi ha prenotato il materiale può venire con i propri mezzi a recuperarlo e a portarlo presso le proprie strutture. Allora, dopo 4 o 5 anni di esperienza, quali sono diciamo, le cose che abbiamo portato a casa? Prima di tutto veramente entusiasmo da parte di organizzazioni che per più volte hanno prenotato e portato a casa del materiale, lo hanno riutilizzato e sono venute diverse volte negli anni ad acquisire materiale. In secondo luogo, il fatto che adesso la nostra carbon footprint, tra virgolette, si è ridotta, nel senso che è materiale che dalla discarica è finita a essere riutilizzata per altri anni, e
questa attività viene fatta tutta a livello di volontariato all'università, quindi non c'è una struttura o delle persone che sono fisicamente dedicate a questo, ma lo facciamo nel nostro tempo, nei ritagli di tempo nostri. Adesso stiamo cercando di mettere in piedi un sistema premiale per gli studenti, per cui gli studenti che dedicano un certo numero di ore ad attività in generale di Unione Sostenibile, in particolare del portale, acquisiranno dei crediti, potranno acquisire dei crediti. L'esperienza ha avuto una risonanza a livello nazionale, al di là siamo stati premiati lo scorso anno da Legambiente come nell'ambito dei comuni riciclori, però questa era un'iniziativa a parte, ma l'Università di Udine fa parte della RUS, che è la rete delle università per la sostenibilità. Questo progetto è stato presentato e ci sono 3 università che in questo momento stanno per partire utilizzando la nostra piattaforma e la nostra esperienza amministrativa, perché chiaramente, come molti di voi sanno, siamo una pubblica amministrazione, siete delle pubbliche amministrazioni e sapete che disinventariare, consegnare materiali che non sono certificati e non certifichiamo, e cioè, voglio dire, se una sedia che 10 anni fa era a norma non è più a norma, noi comunque la rendiamo disponibile, facciamo firmare 4 dichiarazioni dove l'utente che la ritira sa che non è o potrebbe non essere a norma, però non siamo noi i referenti di questa cosa. E poi una tematica abbastanza delicata è quella dei materiali informatici, specialmente per quello che riguarda gli hard disk, quindi bisogna essere certi che se forniamo, quando tutti i computer che diamo fuori devono essere formattati e sistemati in maniera tale che non si portino dietro il background di tutte le informazioni. Quindi devo dirvi che l'esperienza è molto positiva, la stiamo proseguendo e abbiamo deciso appunto di metterci un po' più di energia utilizzando gli studenti che poi acquisiranno i crediti. Non soltanto università sono interessate ad utilizzare la piattaforma, ma adesso stiamo parlando con la ASL di Padova e con il Comune di Bologna, cioè entrambi stanno cercando di capire come clonare all'interno della propria organizzazione la piattaforma che abbiamo sviluppato. Grazie. Grazie mille. A proposito di intrecci, chiamerei sul palco Elisa Pizzamiglio, sindaco del comune di Bagnaria Arsa, per parlarci appunto del centro di riuso e anche in questo caso di intrecci sinergici tra economia, ambiente e società. Buongiorno a tutti, grazie per la possibilità che ci viene data. Io rappresento in questo caso non solo il comune di Bagnaria Arsa, ma 4 comuni della Bassa Friulana, che appunto sono Bagnaria, Aiello, Palmanova e Torviscosa, che si sono uniti in questa progettualità che è il centro del riuso intercomunale, che sorge territorialmente in comune di Bagnaria, ma che va a servizio di un territorio più ampio. 4 comuni hanno condiviso la progettualità e ne hanno sostenuto in parte le spese, che sono ovviamente per la maggior parte state finanziate dalla Regione, e ne hanno condiviso, questo è l'aspetto che ritengo più importante, non solo la progettualità ma la finalità. La finalità che, come è stato detto da chi mi ha preceduto, non è solo quella di andare a ridurre il numero dei rifiuti e quindi ciò che finisce nel centro di raccolta, che in questo caso specifico è anche proprio fisicamente vicino, e quindi anche gli orari di apertura sono gli stessi, il che significa che quando l'utente viene a conferire, l'operatore fa una prima valutazione di massima e quindi se l'oggetto è in buono stato entra nel centro del riuso, altrimenti lo si invita gentilmente a passare dall'altra parte e a portarlo nel centro di raccolta. È un centro del riuso che va quindi a vantaggio di un territorio di circa 14.000 abitanti. I conferitori possono essere tutti i cittadini dei 4 comuni convenzionati, mentre per il ritiro l'abbiamo aperto a tutti i cittadini della regione Friuli Venezia Giulia. Infatti ad oggi, e questa è la nostra esperienza, siamo partiti da soli 6 mesi, quindi vi diamo i dati dei primi 6 mesi, 27 sono i comuni di tutta la regione che hanno avuto accesso al centro. Il centro funziona perché innanzitutto c'è un portale web specificatamente dedicato, accessibile dai siti comunali e anche dai normali canali di comunicazione.
Questo portale permette a tutti i cittadini di poter vedere da casa tutti gli oggetti che sono presenti all'interno del centro di riuso. Quindi il cittadino può vederlo, se gli interessa lo può anche prenotare e la sua prenotazione rimane valida per un 4-5 settimane. E dopodiché può venire tranquillamente in centro a ritirarlo. Abbiamo anche differenziato gli orari di apertura, la mattina i conferimenti e il pomeriggio i ritiri per evitare sovrapposizioni e lungaggini di tempo. E il nostro centro si chiama Simpri Util, un po' per riprendere anche un po' la nostra lingua e anche una caratteristica che è un po' friulana. Noi diciamo dalle nostre parti si dice non sta butta via, può stare sempre bene. Ecco, questa è un po' la finalità del centro del riuso, può stare sempre bene, soprattutto perché chi viene al centro del riuso, ed è questa un po' la cosa che noi stiamo notando, è una tipologia molto differenziata. Non ci sono solo gli appassionati del pezzo vintage, ma ci sono anche persone che ne hanno realmente bisogno e che magari non ne avrebbero avuto la possibilità economica di farlo, quindi c'è una finalità non solo di riciclo ma anche economica e solidale, ed è così come possiamo vedere è una struttura anche come dimensioni molto grande, quindi qui ci sono un po' di dati statistici che vi riportano un po' come stanno andando i conferimenti e i prelievi. All'inizio eravamo un po' preoccupati. Abbiamo fatto un primo mese di apertura solo per i conferimenti e dopo abbiamo iniziato i prelievi e ci stanno stupendo perché i prelievi stanno quasi superando i conferimenti, il che è un dato assolutamente positivo perché significa che il centro sta funzionando e il materiale non rimane all'interno del centro. E come vedete qui abbiamo dato una rapida indicazione delle percentuali di accesso, ovviamente la parte preponderante la fanno i 4 comuni contermini e coi compartecipi, ma c'è una buona parte anche della provincia in generale, anche addirittura come vedete di fuori provincia come Trieste o Gorizia. E qui c'è una percentuale per le varie categorie merceologiche. Noi abbiamo escluso per il momento solo i tessili e alcune categorie complicate da gestire, quali per esempio i libri, e ci siamo invece concentrati su tutto il resto, quindi riceviamo anche piccoli elettrodomestici e tutta la merceologia tipica dei centri del riuso. Possiamo andare avanti? Ecco, questo è uno sguardo un po' all'interno del nostro centro, come vi dicevo è una tensostruttura piuttosto grande, composta da circa 12 container che sono divisi per merceologia, e l'operatore che è presente nel centro è una persona che sta seguendo questa attività con particolare attenzione, cataloga molto bene tutti gli oggetti che vengono conferiti. Vengono divisi ovviamente all'interno dei vari container per tipologia di materiale e questa è un po' la nostra immagine. Uno è stato utilizzato, abbiamo chiamato un writer per dargli un po' anche di grafica. Stiamo lavorando in stretta sinergia con tutto il territorio, con le scuole. L'altro giorno abbiamo avuto in visita i bambini della scuola dell'infanzia perché noi pensiamo che bisogna cominciare da piccoli. E quindi niente, questa è la nostra esperienza, secondo me si può fare, non è così difficile, anche senza grandi campagne di comunicazione. Vediamo che il passaparola sta cominciando a funzionare, proprio perché riteniamo che sia un'espressione di un territorio. Ecco, io su questo mi sento di dire cominciamo a ragionare in termini di territori, non in termini di singole amministrazioni. Dobbiamo ragionare dando dei servizi che vadano a vantaggio di un bacino territoriale, non ogni comune il suo centro di riuso, ogni comune il suo centro di raccolta. Cominciamo a ragionare anche in termini di ottimizzazione dei costi. E niente, vi lascio e vi ringrazio e spero che questa esperienza possa essere utile anche per altri. Grazie. Territori ma anche valori sempre utili, quindi si riprende anche appunto dalla lingua, tradizioni, valori, principi e questo è un aggancio ideale per chiamare Maria Teresa De Clara del Maistrasà, per l'appunto, di Gemona,
centro di riuso nato da un'esperienza di Legambiente, dal progetto ECO, Economie di Comunità, e pertanto le lascio la parola. Salve a tutti, grazie Michele. Sì, allora in realtà il nostro centro di riuso nasce nel 2015, non grazie, faccio una piccola correzione, non grazie al progetto ECO di Legambiente che è stato nel 2020, ma grazie a una campagna chiamata Puliamo il Mondo che è dedicata alla riduzione di rifiuti. E grazie a quello hanno fatto una mappatura del territorio gemonese e dei dintorni e hanno valutato che i rifiuti fossero troppi e hanno instaurato allora questa bellissima associazione di cui adesso sono presidente da 2 anni, che è il centro di riuso Maestrasà. Quali sono i nostri obiettivi principali? È la riduzione ovviamente dei rifiuti, ma anche il riuso e la rigenerazione di tutti i beni che ci arrivano. Inoltre noi abbiamo, a differenza di quello che è previsto normalmente per un centro di riuso che riguarda appunto prettamente i beni che vengono conferiti e prelevati, ci dedichiamo anche ad attività culturali di diffusione dell'economia circolare, di sensibilizzazione e di sensibilizzazione sul consumo responsabile anche. Oltre a questo, anche nel fare questo, promuoviamo azioni solidali e di integrazione di persone con fragilità, quindi facciamo un lavoro in un'ottica di inclusione sociale anche e cerchiamo anche di incentivare il territorio e la nascita di microimprese, microeconomie nell'ambito dell'economia circolare, perché comunque ci interessa anche diffondere e che queste realtà continuino a nascere. Faccio un piccolo riassunto un po' dei nostri numeri, perché comunque essendo attivi già dal 2015 e come primo più o meno centro di riuso nato in Friuli privatamente, facciamo comunque, seguendo la normativa regionale, un tracciamento di tutte quelle che sono le nostre entrate, le uscite e i classici bilanci ovviamente associativi. Come potete vedere un po' dal file, in media il 7% dei beni prelevati li doniamo, quindi comunque dei beni in entrata, una parte di quelli che escono la gente li può prelevare tramite un'offerta libera, una parte li facciamo in vendita perché comunque ci sono dei prodotti, dei beni che sono di alto valore, allora grazie a quelli noi riusciamo a mantenere tutte le nostre spese che poi vi spiego. E una parte invece la doniamo grazie a collaborazioni con l'azienda sanitaria, gli assistenti sociali, persone che hanno bisogno, se ce lo richiedono noi doniamo anche a titolo gratuito i nostri beni. Un dato interessante era che purtroppo non è aggiornato ancora al 2024, però al 30 giugno 2023 abbiamo fatto un calcolo di quanti chili di beni abbiamo recuperato e siamo arrivati a 351.240 chili di beni recuperati dal 2015 su 85 comuni coinvolti. Questo perché noi facciamo, le persone che possono conferire ma anche prelevare sono da tutta la regione, da tutta Italia ma anche fuori dall'Italia, quindi siamo aperti a tutti. Principalmente i comuni coinvolti che conferiscono sono del territorio, sono comunque principalmente regionali, con qualche eccezione magari fuori regione. Invece il 50% principalmente è dal comune di Gemona, che è il nostro, da dove veniamo, e invece il 30% viene prelevato da residenti del comune di Gemona. Questo ci fa capire un pochino che abbiamo un'espansione che non riguarda solo il nostro territorio principale. In questo un altro dato è che i beni usciti hanno coinvolto ben 175 comuni, lo dico un po' tra virgolette perché non si tratta solo di comuni ma magari anche paesi all'estero, perché comunque tra i beni che vi dicevo che noi doniamo capita di donare anche magari in Africa o a persone che hanno bisogno, collaboriamo con varie associazioni che magari fanno i container, sapete, con la spedizione e la donazione di vari beni. Questo perché comunque i beni in entrata sono tantissimi,
noi abbiamo un capannone di 1400 metri quadri e lo riempiamo tutto. E quindi diciamo che comunque dopo un po' c'è l'esigenza soprattutto anche di quelle cose che rimangono in giacenza, e diciamo che in media alcune cose possono anche restare ferme 5 mesi, anche un anno, cioè dipende un po' da che tipo di bene. Quindi noi cerchiamo, ecco, quello che non si riesce a, diciamo, a far uscire, di donarlo a chi è possibile, ecco. Torna a quella di prima. Come potete vedere, allora noi abbiamo delle spese che sono varie ovviamente, però essendo un'attività privata, un'associazione di volontariato, la maggior parte delle nostre spese riguardano l'affitto e ovviamente anche quelle di personale, perché comunque abbiamo delle persone da dover pagare per poter fare questi lavori di movimento e spostamento di carichi, che comunque sono impegnativi e diciamo vanno considerati tali. Inoltre abbiamo anche varie spese di utenze, di attrezzature, rimborsi dei volontari, quindi essendo un'associazione di volontariato abbiamo delle esigenze non da poco. Un dato interessante è che il 74% delle nostre entrate sono offerte libere, invece il 26% sono le vendite, che vi dicevo che alcune cose vengono stimate internamente dai nostri volontari, dai nostri dipendenti e allora da quello riusciamo anche un attimino a pagare tutte queste spese che abbiamo. Tra appunto le collaborazioni anche noi cerchiamo un pochino di metterci in rete eccetera, anche se essendo un centro privato non siamo previsti regionalmente nell'inserimento della rete regionale dei centri di riuso, quindi non c'è un vero e proprio collegamento. Noi cerchiamo comunque di comunicare il più possibile con gli altri centri. Adesso abbiamo passato qualche settimana fa, abbiamo passato un po' di giorni a fare una mappatura anche di tutti quelli che sono i centri di riuso in Friuli attivi o che verranno attivati, e quindi cerchiamo un attimino di collaborare, di fare attività anche con loro. Come vedete abbiamo 3 convenzioni attive principali che diciamo che sono d'aiuto anche per quello che è la manodopera all'interno del centro, infatti abbiamo attivato tirocini inclusivi con l'azienda sanitaria e lavori di pubblica utilità con il Tribunale di Udine. Oltre a questo abbiamo anche accordi con altri enti del territorio che ci portano a fare attività di volontariato con i loro utenti, con le persone insomma che seguono, come Cooperativa Itaca o Giovane Servizi che c'è da noi. Altre collaborazioni interessanti ovviamente Legambiente, perché comunque anche e soprattutto almeno nei prossimi anni mi interesserebbe dal punto di vista dell'educazione ambientale, dell'economia circolare, di sensibilizzazione più nelle scuole, perché ci piacerebbe entrare un po' anche in quell'ambito lì, ne vediamo un supporto, ecco. E inoltre una cosa interessante che diciamo negli ultimi 2 anni abbiamo iniziato a fare, che ci ha portato a ampliare un pochino i beni che noi trattiamo, perché principalmente noi trattiamo mobili e complementi d'arredo di tutti i tipi, giocattoli e oggettistica dell'infanzia, e poi abbiamo deciso anche di fare libri e biciclette, di cui le biciclette facciamo anche piccoli lavori di manutenzione e di riparazione, perché comunque abbiamo dei meccanici volontari che ci aiutano sempre in collaborazione con altre associazioni a ripararle e a poterle diciamo riportare a uno stato utilizzabile, ecco. Sì, ovviamente niente di grosso, perché se fosse considerato rifiuto non potremmo proprio metterci mano. Oltre a questo qua appunto abbiamo iniziato i Pecios Party, che è un'altra forma di riuso e dell'usato che l'abbiamo preso dal modello degli Swap Party, che non so se conoscete, sono degli eventi di scambio, principalmente sono nati coi vestiti, si possono fare coi libri, vari ed eventuali. È un evento che per noi è nato itinerante, con lo scopo di portarlo in territori in cui i centri di riuso non arrivano, e allora magari si poteva un attimino fare attività dove, soprattutto magari nei territori montani o nei paesini piccoli. Adesso invece cercheremo di farlo in maniera stabile in una delle associazioni che collabora con noi, che si è appena costituita. Allora per aiutarla, perché comunque lei vuole avvicinarsi un po' alla popolazione giovane, faremo i Pecios Party a Tarcento, che è sempre in provincia di Udine, e faremo questa cosa qua con loro. Oltre a questo tipo di attività culturale, diciamo che comunque cerchiamo di
fare attività, conferenze, laboratori, workshop, tutti dedicati all'economia circolare, magari piccoli laboratori di falegnameria, piccole riparazioni. Ci piacerebbe in futuro fare i reper caffè, che sono proprio dei momenti in cui hai degli esperti che insegnano alle persone, quindi non lo fanno direttamente ma gli insegnano a mettere a posto le proprie cose, dai piccoli elettrodomestici alla sartoria, alla piccola falegnameria. E niente, prima di conferirli comunque ci piacerebbe anche, per ridurre un po' anche i rifiuti nostri interni ci piacerebbe un pochino anche utilizzare gli scarti e ridurre anche i beni, perché certi beni purtroppo dopo un po' ci tocca anche liberarcene se non riusciamo a donarli in nessun modo, purtroppo quelli vanno conferiti ai centri di raccolta. Infatti un po' riferendomi anche alla normativa regionale sarebbe bello anche avere di più un'agevolazione per quanto riguarda le tariffe sui rifiuti o comunque per quanto riguarda il nostro conferimento dei rifiuti, perché comunque noi risparmiamo un sacco di soldi, diciamo, dal punto di vista della gestione dei rifiuti, e ci piacerebbe, ecco, che la normativa prevedesse dei finanziamenti o comunque diciamo degli incentivi, delle premialità anche a enti del terzo settore come noi, perché comunque vedo una cosa molto interessante nella normativa del Veneto, che praticamente abbiamo bisogno anche noi di una collocazione formale all'interno della normativa regionale. In Veneto è previsto che i centri di riuso sono gestiti da enti del terzo settore, invece da noi è previsto la gestione privata, però i finanziamenti sono solo per i comuni, quindi enti come il nostro non possono fare niente e ci piacerebbe che arrivarci, ecco. Grazie Teresa. Quindi diciamo appare un quadro diciamo a tre tipologie, no? La versione Caritas, diciamo, del centro di riuso, la versione dell'ente comunale, la versione delle associazioni. E quindi una domanda che ci si pone è per l'appunto quale spazio in quale perimetro all'interno dell'aggiornamento della normativa sul centro di riuso in Regione Friuli Venezia Giulia. Questa è una domanda alla quale dovremo provare a rispondere insieme, in sinergia, tra tutte le esperienze e le competenze che possiamo mettere a frutto proprio per valorizzare quello che è diciamo, l'intreccio sociale, la valorizzazione territoriale, come certificare le RAEE per poterle rimettere in circolo, come valorizzare le competenze dell'università, come valorizzare il volontariato. Ecco, quindi quale quadra? Ed è importante parlarne ed è importante che questo sia solo però l'inizio di un percorso che ci vedrà ancora insieme per poterne parlare, poter fare una proposta sinergica sul territorio basata proprio sulle principali diciamo, valorizzazioni territoriali che dobbiamo far emergere, perché tutto questo è comunque collegato, so che sembrerò pedante, ma alla questione del cambiamento climatico, dei rifiuti, della produzione, del consumo. Ecco, quindi diciamo il cerchio è molto vasto, dobbiamo insieme cercare di restringerlo facendo una cosa ben fatta. E ci avviamo verso le conclusioni. E quindi chiamo direttamente Andrea Minutolo, referente nazionale di Legambiente per l'ufficio scientifico, cui chiedo di trarre le conclusioni dell'Ecoforum. Grazie Michele, è stata una mattinata molto densa, quindi vado dritto a evidenziare secondo me qualche punto che mi ha colpito dalla discussione di oggi e che vorrei condividere con voi. Parto dal tema dei rifiuti, che è stato un tema oggetto di ragionamenti, numeri e dati, e mi sembra di trovare convergenza nel dire che il parlare oggi di sola percentuale di raccolta differenziata è una condizione necessaria ma non più sufficiente per come posso dire, ottimizzare e migliorare il processo. Dobbiamo ritornare un po' alle origini, secondo me, per alzare l'asticella, mettendo al centro dei principi cardine della gestione dei rifiuti, che passano per due parole, secondo me, due parole chiave, che sono la prevenzione
il prevenire e quindi ridurre la quantità di rifiuti che andiamo a produrre, e la qualità. È emerso oggi evidente come il tema della qualità sia fondamentale come nuovo step da cui ripartire. Sono concetti che non dobbiamo dare per scontati, specialmente perché ci serviranno per colmare quel gap che c'è attualmente fra la percentuale di raccolta differenziata e l'avvio effettivo al riciclo dei materiali. Ancora un gap che nazionalmente è intorno al 20%, e quindi anche le nuove sfide europee ci porteranno a dover alzare l'asticella, e non possiamo non partire da questi due tipi di ragionamenti. Il secondo punto è sull'economia circolare, perché vorrei anche da questo punto di vista fare un ragionamento un po' diverso, perché non vorrei che passasse il messaggio che l'economia circolare è la sola seconda vita dei rifiuti. Secondo Legambiente, secondo noi c'è molto di più dietro un concetto legato all'economia circolare, e l'abbiamo provato a mettere in campo con la campagna dell'anno scorso congressuale l'Italia in cantiere, in cui abbiamo provato a tenere a sistema quello che il Presidente Legambiente Friuli Venezia Giulia ha detto all'inizio: l'economia circolare è anche transizione ecologica, anche transizione energetica, tiene a sistema un po' tutto quanto. Abbiamo raccontato l'esperienza della Precosystem fatta in Friuli, ma abbiamo raccontato in giro per l'Italia tante esperienze che parlano di economia circolare, decarbonizzazione, rilancio delle attività industriali. L'abbiamo detto prima anche con Carmine Pagnozzi di Biorepac, l'importanza della filiera dell'organico, e quindi di come un problema, la gestione del rifiuto organico, sia diventata negli anni. Vi ricordo che l'organico andava in discarica fino a 20 anni fa, alimentare le nostre discariche era la parte più voluminosa, no? Che andava a finire in discariche. Si è evoluta la filiera, e quindi da un problema, come gestisco il rifiuto organico, siamo arrivati a 3 soluzioni, cioè quel rifiuto mi permette di avere compost di qualità, biogas e biometano, cattura delle CO2 per uso alimentare, ha permesso lo sviluppo di filiere innovative come quella dei prodotti biodegradabili e compostabili, di cui l'Italia è leader a livello anche europeo. Insomma, da un problema sono nate filiere e soluzioni innovative. Se questo principio lo applichiamo diciamo a 360 gradi su tante filiere, ovviamente capiamo meglio quello che è il potenziale dell'economia circolare. Non si gestiscono i rifiuti, venga al terzo punto, e non si fa economia circolare senza gli impianti. Questa è una cosa che dobbiamo dare per certa, non per scontata ma per certa, e quindi per mettere a terra tutte le belle parole che spesso ci diciamo fra addetti ai lavori, servono gli impianti che, e qui inizia a diventare insomma un ragionamento che va anche contestualizzato con le scelte politiche e amministrative, impianti che, se è vero che l'obiettivo finale deve essere quello di ridurre al minimo possibile il conferimento in discarica o a incenerimento, tutti quegli impianti e tutte quelle esperienze, perché poi per impianti sono anche centri di riuso, sono pezzi di filiera, no? L'abbiamo visti prima, fondamentali per sottrarre materie al destino ultimo finale, che effettivamente per chiudere il cerchio servono discariche e inceneritori, sì, ma se riusciamo a sottrarre il più possibile materie riusciamo anche a non doverne costruire di nuovi, e quindi a rimettere in circolo materiale. Questo è fondamentale per, come posso dire, effettivamente andare ad essere coerenti, però insomma con scelte che devono essere coerenti anche loro. Il quarto punto, il penultimo punto prima di chiudere, è la partecipazione, perché il coinvolgimento dei territori è fondamentale per la realizzazione degli impianti, per migliorare la qualità della raccolta, per accettare e sviluppare meglio tutto quello che ne deriva dai punti precedenti. Il PNRR in Italia non è stato un buon esempio di trasparenza, di informazioni. Ancora oggi ci arrivano progetti calati dall'alto, non sappiamo bene chi fa cosa, dove e per quale motivo, si viaggia sempre su binari paralleli e non c'è una visione d'insieme organica. Invece la partecipazione dei territori, che non è, spesso le amministrazioni o le aziende da questo punto di vista peccano perché pensano di fare partecipazione con i territori, andando a dire qual è il progetto che faranno e facendo la fase di osservazioni. Non è quella la partecipazione. La partecipazione dal nostro punto di vista è far capire ai cittadini quali sono le criticità che ci sono in tema di gestione dei rifiuti, in tema di sviluppo industriale, in tema di filiere strategiche, e condividere e costruire insieme ai cittadini percorsi che vanno in una direzione, perché altrimenti facciamo informazione e non partecipazione. Quindi questo cambio di paradigma è fondamentale. Ultimo punto, di problematiche le conosciamo tutte, ne abbiamo visti tante. Ci sono problematiche legate
alla normativa farraginosa, lacunosa, regionale, nazionale, europea, insomma spesso ci si mette una pezza e si fa peggio, no, che non rispetto alle versioni precedenti. Ci sono problemi di natura economica, perché se si parla di economia circolare l'economia ha un peso e deve avere un peso. C'è anche una certa barriera, ostacolo culturale nell'accettare eventuali nuove filiere e impianti sul proprio territorio e via dicendo. E quindi sulle problematiche le conosciamo tutti, non ci ritorno sopra. Parliamo anche delle cose in positivo, cioè delle opportunità che ci sono e delle soluzioni, perché no, parliamo di problemi, ma ci sono anche tante soluzioni e tante cose innovative e positive che vorrei sottolineare. Il principio, insomma, no, dell'ecodesign, del pensare già dall'inizio di quando si fa un prodotto al materiale che si utilizza, alla durabilità di quel prodotto e al fine vita. E abbiamo visto che nel tessile questo approccio sarà fondamentale, perché il tessile ha un oggettivo problema che i materiali indumenti a fine vita, al di là del fast fashion o non fast fashion, a fine vita hanno un assemblamento di tessuti, di cose che al momento le rende molto difficilmente riciclabili. Quindi l'ecodesign, con un caso concreto che abbiamo affrontato oggi legato al tessile, è un approccio vincente su cui bisogna puntare. Ci sono gli end of waste, decreti che vanno a sbloccare le materie prime seconde per dare mercato a questo tipo di materiale. Lo diceva prima l'assessora, no? L'applicazione del GPP e dei CAM, cioè come le amministrazioni pubbliche possono indirizzare con i loro acquisti le filiere più virtuose. Ci sono quindi tante soluzioni importanti, le filiere strategiche le abbiamo viste, RA e tessile sono due pezzi no? Che se riusciamo a organizzare, se riusciamo a diventare, come posso dire, pionieri di questi due settori, otteniamo due effetti fondamentali. Prima abbiamo una strada spianata davanti, cioè l'innovazione che si riesce a portare avanti in queste due filiere crea ricerca, innovazione, sviluppo, posti di lavoro, economia, e quindi è fondamentale che l'Italia sia pioniera da questo punto di vista sui due settori, come lo è stata per le bioplastiche in passato e come lo è stata su tante altre filiere. Non diciamo che va sempre tutto male, abbiamo anche sviluppato ottimi processi e filiere virtuose. Secondo aspetto, mi rifaccio diciamo ai dati dell'ARPA Friuli Venezia Giulia sulla qualità, no? E quindi se noi con la bacchetta magica riuscissimo effettivamente a sottrarre quello che erroneamente va nell'indifferenziato e quindi poi che comporta un avvio a discarico e incenerimento, lo riuscissimo a ricomporre nella giusta filiera e ridurremo notevolmente la necessità dell'ultimo miglio. E allora a quel punto, posso dire, non è più una scelta servono gli inceneritori o servono le discariche, non ci sarebbero più materiali per poterli alimentare, basterebbero quelli che già abbiamo sul territorio. Quindi da questo punto di vista è fondamentale anche no, ritornare a questo tipo di considerazione e le miniere urbane sono sui RAI l'altro aspetto. Noi fra i tanti cantieri che abbiamo citato in Italia, e qui vado a chiudere, abbiamo anche citato un cantiere giù in Sicilia che ha già pensato al riciclo dei pannelli fotovoltaici, perché ormai i primi pannelli fotovoltaici di 20-25 anni fa, di 15 anni fa iniziano ad essere a fine vita, e sviluppare filiere che anche in quel caso intercettino i materiali per darne nuova vita e nuova potenzialità, sfruttarli ancora, ovviamente riduce quello che l'impatto all'origine dell'eventuale produzione di pannelli fotovoltaici, ci riduce le dipendenze dai paesi che hanno quelle materie prime. Insomma, bisogna avere una visione d'insieme, una filiera molto ben chiara, e poi tutti insieme dobbiamo remare dalla stessa parte. E quindi con questo augurio invito a rimanere tutti dalla stessa parte, vi ringrazio e lascio alle esplanazioni di Comune di Cicloni. Grazie mille Andrea. E quindi chiamerei Laura Bertuzzi e Maria Teresa De Clara per le premiazioni ai Comuni di Cicloni. Allora, dal numero non credo appunto ci saranno tutti i comuni in rappresentanza, e quindi io li leggo e se c'è appunto la rappresentanza si alzi così glielo possiamo consegnare. Comune di Raveo, Rive d'Arcano,
San Giovanni al Natisone. Proseguo, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Treppo Grande, se non si è capito è provincia di Udine, Tricesimo, Varmo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Ragogna, Amaro, Basiliano, Utrio, Campoformido, Cercivento, Coloredo di Montalbano, Corno di Rosazzo, Coseano, Enemonzo, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Lestizza, Martignacco, Moimacco, Proseguiamo con Moruzzo. Passiamo alla provincia di Pordenone. Arba, Azzano X, Caneva. Abbiamo Caneva. Si prosegue con Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Chions, Cordenons, abbiamo Cordenons, Comune di Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontana Fredda, Montereale Valcellina, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Comune di Pravis Domini,
Roveredo in piano, San Martino al tagliamento, San Quirino, Sesto al Reghena, Vajont, Valvasone Arzene, Zoppola e Armo. Quindi abbiamo concluso con la premiazione. Una comunicazione: tutti gli attestati poi sono scaricabili dal sito nazionale di Ricicloni, dove c'è la sezione Friuli, troverete il dossier che avete ricevuto, che si può visionare attraverso il QR code e comunque si può scaricare tranquillamente, e anche per i comuni la possibilità di scaricare gli attestati anche per chi non c'era. Una foto di gruppo, tutti i comuni premiati con l'attestato. Vi ricordo che dal mese prossimo parte il concorso nazionale, che è volontario, per cui non dimenticatevi di partecipare, e dopo lasciamo la parola, non andate via perché ci sono, poi lasciamo proprio la parola a loro. Facciamo subito prima della foto di gruppo. Allora, intanto un applauso perché sono stati bravissimi. Senza disastri, io non sarei stata in grado, quindi assolutamente. Diamo la parola sì, allo chef Piccoli dello GAL FVG, che ringraziamo per la presenza e per averci preparato appunto quanto andremo poi a fare. Grazie. Sì. Due parole proprio veloci. E insieme come scuola il nostro primo pensiero è quello di insegnare ai nostri ragazzi l'utilizzo e il riutilizzo delle materie prime, avendo meno scarto possibile, e soprattutto fare gli acquisti più idonei, senza i famosi cartoni, senza imballaggi, il meno possibile, perché dopo tutto questo diventa uno scarto e diventa un impegno anche a smaltire. Diciamo che tutto il menù che è stato fatto oggi è stato fatto riutilizzando delle materie prime che noi avevamo, classico svuotafrigo, per cui riutilizzando, i pezzettini di formaggio che avevamo, gli affettati, le verdure che rimangono sempre nel fondo del cassetto, ovviamente tutto che sia commestibile, nel senso tutto il buono. E abbiamo realizzato, per fare degli esempi, delle patate fritte con le bucce delle patate, abbiamo realizzato dei fricchi con le croste del formaggio, con dei formaggi abbiamo fatto delle mousse e dopo le abbiamo emulsionate e riempito delle sfogliatine e via dicendo. E questo è uno dei nostri impegni, che come dicevo prima, ai nostri ragazzi, di fare l'acquisto più giusto, la lavorazione più idonea del prodotto e avere meno scarto possibile, ed eventualmente il riutilizzo di quello che avanza in cucina, tipo le polpettine di riso fatto con risotto che è avanzato il giorno prima. Buon lavoro. Grazie mille. Io prima di chiudere vorrei consegnare una menzione speciale all'Università di Udine per appunto quanto fatto per, e con il portale del riuso. Bene, quindi abbiamo concluso i lavori e vi ricordo la foto di gruppo con i comuni premiati e grazie di aver partecipato a questo ecoforum. Possiamo fare una cosa estemporanea, poi mi odierai. Vi manderemo una menzione speciale anche a voi perché ve la meritate tutta per il progetto e per il messaggio. Grazie. Molto dirò fatto per questo, anzi sono molto d'accordo. E spero che l'evento sia stato di vostro gradimento, che ci possano essere stati degli input e degli stimoli che possono sviluppare anche un dialogo tra i vari attori e territori che sono qui presenti oggi. Quindi grazie e spero ci vediamo presto.